Ministero stiamo alle domande. Allora, la richiesta di risentire Garofano venisse da pubblico ministero. Allora sentiamo prima le domande sue. Lei ha sempre, nella sua qualità, il diritto di non rispondere alle domande. Ma arrivati a questo punto non mi avvalgo più della facoltà di non rispondere. no, non si è mai avvalso. No, non me ne sono mai avvalso. Quando non ci ha voluto dire se n'è andato via. Ma se no... Come ne sono? Vabbè, questo ai suoi tempi, all'inizio. Allora, bisogna dare atto però Sì. che è rimasto come prima, anche se è stata una settimana in ferie. Preferisco non farli con nessun commento, guardi, No, perché infatti- darei inescandescenze su questo argomento. Sì, infatti il pubblico ministero stiamo alle domande. Allora, due sono le questioni. Sì. 90, 92. Sì. 90 la questione OPS, 92 la questione contribuzioni Sì. politiche. Su entrambe queste questioni lei già alcune cose ha ammesso e volevamo avere un attimo di chiarimento. Sì. Cominciamo dall'OPS. Per l'OPS a un certo punto lei già ha accennato qualcosa su una fattura, la fattura Allied l'abbiamo chiamata, o meglio, sui famosi 13 miliardi e 7 di cui Cagliari le ha detto che Ferranti doveva fare qualcosa, a cui poi lei ha mandato a Michetti. Si ricorda di questa storia? Esatto. Può riepilogare questa storia? Sì. Innanzitutto devo fare una premessa. La riconnessione con l'OPS non mi risulta. Preferisco ripuntualizzare la cosa, perché è connesso non al closing ma al pagamento effettivo del prezzo. La fattura di 10 milioni e mezzo di dollari, se non ricordo male la cifra, Perfetto. della Allied. Sì, la fattura non l'ho mai vista, quindi l'ho vista adesso in sede di indagine da parte della Procura di Milano. Questa richiesta di denaro è venuta dal dottor Ferranti e poi io ne feci oggetto di verifica di questa richiesta che, come ho già avuto occasione di dire, mi sorprese non poco, in quanto sapevo che il dottor Gardini aveva dato incarico al dottor Cusani di tenere i contatti, diciamo, col mondo politico, e quindi l'ENI per noi era considerata a tutti gli effetti una parte politica, non avendo di fatti la giunta dell'ENI né l'ENI medesimo la configurazione di una società di capitali autonoma come nel caso della Montedison, ma era un'interfaccia di natura politico-pubblica. Quindi quando si presentò Ferranti per chiedere il pagamento di un corrispettivo a fronte del versamento del denaro, come dico, ci fu una certa perplessità da parte mia, perché mi sembrava che fosse un qualche cosa che andava al di là di quello che potevano essere eventuali intese raggiunte da Gardini o da Cusani o da tutte e due o singolarmente. Il pagamento di 10 milioni e mezzo di dollari fu messo in connessione alla corrisponsione del denaro, e la preoccupazione che io personalmente ebbi e che poi i miei interlocutori nell'occasione, Sama e poi anche Sergio Cusani, condivisero, e credo che Sama ne fece parte anche a Gardini di questa cosa, perché poi Gardini se ne dimostrò informato, fu esattamente questa, cioè che noi sapevamo che all'interno dell'Enimont il personale di provenienza Eni, e in particolar modo il personale del servizio legale dell'Enimont di provenienza Eni, aveva predisposto già un voluminoso incartamento per attivare un contenzioso sui conferimenti effettuati nel giugno del 1989, sulle materie di natura ambientale e così via, per attivare immediatamente la clausola arbitrale del contratto di compravendita in modo da bloccare il pagamento del denaro, e quindi saremmo arrivati alla beffa, ed eravamo a fine novembre, inizio dicembre, di dover pagare le tasse sulla plusvalenza che noi come Montedison avremmo fatto nel 1990 senza incassare il denaro, quindi avremmo avuto un'uscita di denaro per questo eravamo ancora
A questo punto c'è arrivata una transazione, evidentemente, perché c'era questo... Beh, una transazione, più che altro c'è stata una richiesta a cui non abbiamo potuto dire di no, cioè, io difatti non l'ho rappresentata e non la rappresento tuttora in termini di transazione, perché è stata una richiesta di denaro a cui non abbiamo potuto sottrarci per poter incassare i soldi che ci spettavano. Successivamente, e quindi vengo alla seconda fattura Ferranti, perché ce ne sono due, c'è un seguito nel 1991 che mi portò ad una presa di posizione con l'ingegner Cagliari in occasione di un convegno successivamente, perché Ferranti si presentò nel 1991 verso fine anno dicendo che si era sbagliato nel fare i conti. Io tra l'altro non ho mai saputo chi fosse il beneficiario di questo denaro e quindi da come fu presentata, sbagliato i conti, pensavo che volesse dire che c'era qualche società dell'ENI o collaterale all'ENI che in un certo senso fosse carente dal punto di vista del bilancio. E quindi richiese un ulteriore pagamento di $1.900.000. Io non ricordavo con precisione questo particolare, che poi è venuto fuori durante l'inchiesta, in quanto dall'elenco delle fatture poi è emersa questa cosa, che per me era stato oggetto anche di rimozione per il senso di profondo fastidio che avevo avuto. È un fatto nuovo che adesso lo produciamo. E questa fattura... La fattura Bressay. Bressay Investment? Sì, adesso io non ricordo il nome, però è una fattura di $1.900.000 che non ho... Cioè, le carte che le consegno al Presidente? Sì, noi avevamo solo l'accenno a questa fattura. Nella pagina 55, 56, 57 dell'OIT, ecco esattamente. Sì, è quella che abbiamo noi. Sì. Sì, adesso io ho prodotto la documentazione completa bancaria, compresa la fattura. Sì, adesso eravamo già informati, solo mi mancava la data. Però, adesso abbiamo tutto. La data? La data è dicembre 91. 23 dicembre 91. Sì, dicembre 91. È una fattura della MEIC. Fattura della Bressay alla MEIC. Bressay Investment alla MEIC. Esattamente. E questa è esattamente la medesima natura con ritardo di un anno esposta in termini chiaramente di condizionamento, diciamo, in quanto il richiedente al corrente di un fatto sostanzialmente illecito l'anno prima. No, volevo capire semplicemente perché l'anno dopo, siamo nel dicembre 91, ormai avevate chiuso tutto da un anno, perché bisognava pagare ancora $1.9 milioni? Innanzitutto perché il richiedente l'ha messa in termini di continuità con l'operazione precedente. Eravamo in condizioni, dottor Di Pietro, ormai avendo fatto un illecito, di essere sostanzialmente condizionati da chi conosceva questo illecito. Mi perdoni, sa, perché io capisco tutto, ma sentirsi ricattato un anno dopo che è finita tutta la storia, che avete già incassato anche il denaro, avete già preso, è finita tutto, nel dicembre 91 è tutto finito. No, non è finito tutto, nel senso che, scusi, mi permetta di chiarire perché dopo lei trarrà le sue conclusioni, però bisogna che i fatti li stia a sentire prima da me. Direi che con l'ENI era finita la questione del pagamento del prezzo ed era iniziato un contenzioso che era di dimensioni colossali, cioè intanto ci avevano chiesto 5.000 miliardi di danni. Allora spieghiamo qual è il motivo per cui lei si sentiva concusso nel dicembre 91, ma sarà un motivo diverso dalla questione Enimont. L'Enimont è finita, un anno prima è finita. No, era il seguito, cioè noi eravamo... Mi spieghi esattamente chi lo concuteva nel dicembre 91 in relazione a quale pratica specifica, che cosa minacciava specificamente. Questo è il concetto. Era sempre la compravendita delle azioni Enimont. Il contratto aveva una clausola che diceva che sarebbero state oggetto di conguaglio da parte della Montedison le partite relative ai conferimenti fatti nel giugno del 1989 ed in particolare sarebbero state oggetto di conguaglio le partite relative alle cosiddette questioni ambientali. Perché siamo stati concussi? Perché una partita relativa ad una questione ambientale, per esempio dello stabilimento di Mantova, da noi ritenuta del valore sul piano tecnico
di circa 25-30 miliardi secondo le stime fatte dalla struttura del dottor Trapasso, che era all'epoca il mio collega vicepresidente della Montedison per il coordinamento industriale, fu presentata nell'ammontare complessivo di 2.300-2.400 miliardi. Quindi eravamo... Allora, chi era l'uomo che è venuto un giorno da lei o mi dai questi soldi oppure io quella cosa lì non faccio le cose come devo fare? No, non c'è stata una connessione speculare di questo genere. C'era un quadro generale di rapporti in cui le richieste dell'ENI erano di ordine di grandezza diversa di quello che erano i danni oggettivi o i ristorni oggettivi che avremmo dovuto fare, e quindi la presenza di Ferranti che chiedeva a questo punto... Ma quando Ferranti è venuto a chiederle questi soldi, gliele è venuto a chiedere, cosa le ha detto? Dammi questi, un anno dopo, ormai non credo che vi vedevate neanche più di tanto, è venuto Ferranti da lei, cosa le ha detto esattamente? Dice, guarda, a Mantova le cose non vanno, se vuoi che vada bene... No. Allora, lui non c'entra niente. Esattamente questo. No, Mantova c'entra tutto il quadro di rapporto con l'ENI. Quello che ha detto, tutto il quadro di rapporto con l'ENI, quello che ha detto è stato questo: mi sono sbagliati i conti dell'anno scorso, io ho bisogno di 1.900.000.000 di quella cifra lì che adesso non mi ricordavo, ho bisogno di questi soldi per far quadrare i conti. Allora quindi il motivo per far quadrare i conti è perché si erano sbagliati i conti l'anno scorso, non perché c'era un problema attuale. No, questo è quello che mi ha detto Ferranti. Allora il problema è dell'anno scorso. Per l'anno scorso come facevo a sentirmi concusso io? Come si faceva a sentire concusso lei? È una cosa finita, lei di Montera era messa tutto a posto. Era probabilmente un rapporto alla pari. No, perché la situazione di concussione derivava dal fatto, e lo ripeto, poi lei trarrà le sue conclusioni, del fatto che ci hanno chiesto 5.000 miliardi di danni a fronte di qualche cosa che valeva sì e no 200-300 miliardi in termini di conguagli possibili. Mi pare che questo sia il tema della concussione. Sto dicendo, Ferranti è venuto da lei a dirle... Sì, quindi mi pare di capire allora che era chiuso come pagamento, però erano in corso queste code di contenzioso che secondo voi erano addirittura pretestuose, sì. e Ferranti a un certo punto sarebbe venuto per fargli questa proposta, chiudere in questo modo qui. No. Ferranti ha detto: mi sono sbagliati i conti per l'anno precedente, quindi l'ha legata alla questione dell'anno precedente. La valutazione di opportunità che io ho fatto è stato di non creare un elemento di contrasto ulteriore per una cifra tutto sommato modesta, poiché avevamo in ballo un contenzioso possibile che variava da 200-300 miliardi per noi a 5.000 per loro, e quindi non ho creato un problema per una cifra di 2 miliardi. Questa è stata la questione. Quindi il problema, non c'è stata nessuna richiesta di Ferranti, nessuna pretesa di Ferranti, è uno che è venuto da lei e dice dammi 1,9 miliardi in più, non è che l'ha collegato a qualche danno. No. Stiamo cercando di capire perché, siccome questo 1,9 miliardi lei stesso lo ricollega alla vicenda Enimont, di cui ci occupiamo, stiamo cercando di capire perché alla fine del 91 si paga per la vicenda Enimont. Mi pare di averlo spiegato. No, ma non l'ho capito, abbia pazienza. Non so il problema di fondo è perché Ferranti glielo chiede questi soldi. L'ho spiegato. Me lo rispieghi? Senta, volevo chiedere... non credo di dover ripetere una cosa che è già chiara. Per chiarire anche noi, perché anche noi non abbiamo capito molto bene, almeno io. Questo 1,9 miliardi lei l'ha dato per tacitare il contenzioso che si era nel frattempo o no? Perché è questo che non si capisce. No, signor Presidente. La situazione che si era creata era questa: il contenzioso che era stato strumentalmente montato dall'ENI era di dimensioni tali che avrebbe fatto saltare la Montedison se avessero voluto davvero 5.000 miliardi. C'era un rapporto sostanzialmente equivoco in cui l'anno prima si era presentato Ferranti, diciamo, con l'assenso tacito di Cagliari, però in un certo senso hanno mandato avanti questo signore che io avevo conosciuto al closing quando è stata fatta la firma del contratto di compravendita presso la BNL di Roma, cioè perché non l'avevo mai visto prima. Il fatto che l'abbiano rimandato l'anno dopo l'ho riconnesso, l'ho ricollegato a questo, tanto che a Cagliari ho detto: per favore non mandarmi più Ferranti, se tu mi devi dire qualche cosa, mi devi chiedere qualcosa, chiedimelo per piacere. E mi ricordo che Cagliari fece un'aria abbastanza sorpresa, cioè come se non fosse al corrente del fatto. Questo io l'ho detto anche, e credo che sia verbale presso in un interrogatorio fatto con il pubblico ministero. Quindi la riconnessione, diciamo, con
queste richieste abnormi con l'ENI, con una situazione di difficoltà di rapporto, era in re ipsa, era nei fatti. Cioè, quando mi è venuto a dire, io mi sono sbagliato i conti, mi dia un altro 1,9 miliardi perché mi sono sbagliato i conti l'anno prima. Proprio che Cagliari... Sì. Prego. No, perché non capisco neppure io. È proprio perché lei dice Ferranti veniva quasi di nascosto da Cagliari, cioè Cagliari era sorpreso di queste richieste di Cagliari. A un certo momento lei, e questo che vorrei capire... Ma gliel'avevo già dati questi soldi? Sì, appunto, però prima di darli cosa gli ha detto Ferranti? Gli ha detto: se mi dai questi soldi è tutto appianato? O, non so, le ha chiesto... No, mi ha detto nell'ambito dei rapporti dobbiamo cercare di tenere i rapporti su un piano corretto, abbiamo tanti problemi da appianare, credo che sia utile mantenere dei buoni rapporti tra di noi. Questo è stato il... Quindi allora il problema di fondo... per mantenere dei buoni rapporti. Questo è il discorso di fondo. Nell'ambito dei buoni rapporti fra di noi è utile, mi servono 1,9 miliardi, mi serve 1 chilo di mele, dammi 1 chilo di mele. Questo è il concetto di fondo. Le ha chiesto un favore. Nell'ambito dei buoni rapporti vi scambiate. Questo è il concetto di fondo, non c'è una ragione sottostante. Me lo spieghi lei, perché bisogna anche cercare di capire perché sono 2 miliardi così. Mi sembra che il nocciolo è poi all'inizio, cioè quando voi avete, lei ha dato questi 10 miliardi e mezzo. Comincia da lì la questione. Lei, quello dovrebbe essere una partita chiusa, no? Invece lei ha detto prima, mi pare, che siccome lei sapeva che era una cosa un po' non chiarissima, a questo punto, quando gli hanno richiesto un supplemento, ha detto: va bene, visto che eravamo in buoni rapporti, allora cerchiamo di mantenere gli stessi buoni rapporti. Ci siamo trovati... E questo, se ho capito, però non lo so. Il tema, sintetizzato come lei ha fatto, Presidente, è sostanzialmente questo. Si era creata una situazione in cui avevamo dato un corrisposto del denaro illecitamente, e a titolo, cioè un denaro non dovuto al Ferranti nell'anno prima. L'anno dopo si ripresenta lo stesso soggetto per chiedere un'integrazione al medesimo titolo. Nel frattempo avevamo in piedi una situazione che era esplosiva nel caso si fosse attivato un contenzioso sui termini sulle basi del quale l'ENI sosteneva che avesse fondamento, e a questo punto non ho ritenuto di dover dire di no, in quanto la situazione era una situazione che, se fosse stata innescata in termini conflittuali, era molto più onerosa e pesante per la Montedi. Ferranti, le ha mai parlato di una possibile conflittualità in tal senso? Certo. Cosa le ha detto Ferranti? Ferranti ha fatto un'esposizione di situazioni conflittuali con la Montedison da un punto di vista generale, nel senso che era ultranoto che durante l'anno c'erano arrivati un pacco di carte così, arrivava una lettera quasi ogni settimana in cui ci contestavano un fatto ambientale ma non perché inesistente. Contestava, perché rientra nei rapporti normali tra due persone che stanno contraendo o stanno risolvendo i loro contratti. Il problema di fondo è il 1,9 miliardi. Lei non dimentichi una cosa, che ha detto che quando avete deciso di dare i soldi ai partiti, 150 miliardi, lei ha detto per ringraziarsi il sistema dei partiti. Ora, un anno prima volevate ringraziarvi, un anno dopo vi sentivate talmente concussi che non potevate resistere a un qualcosa che nessuno vi ha minacciato. Se lo ricordo il passaggio, no? Sì, adesso questo passaggio del ingraziarsi i partiti politici mi pare di non aver detto esattamente così. A noi pare di sì. No, mi pare di aver detto questo, che la motivazione che io attribuivo al dottor Gardini era quello di accreditamento verso il sistema politico. Vabbè, ho sbagliato, che accreditamento invece ingraziamento, ma voglio dire... No, ma scusi. Sì, ma questo è stato formato oggetto del confronto con Sama. La situazione era legata ad uscire da questa impasse, quindi nella situazione specifica questi denari sono stati dati per evitare che saltasse la Montedison, non cioè dal punto di vista, diciamo, della struttura del management. Se così fosse, vede qual è il problema? È che stiamo girando in un bicchiere d'acqua, ci stiamo affogando. È una cosa banale, 1,9 miliardi a dicembre 90 gliel'ho data perché Ferrante me l'ha chiesto, punto e basta. Ma volerci far costruire un ruolo di uno che non poteva respirare se non dava questo 1,9 miliardi, non mi sembra che torni il conto. Però vorrei fare questa osservazione, non so se è pertinente, che mi sembra, qui abbiamo capito che questo 1,9 miliardi è stato dato nello stesso spirito con cui sono stati dati 10 miliardi e 5. Esattamente. Ecco. E poi, se sia uno spirito di concussione o di altro, riguarda la posizione di Garofano che verrà esaminata nel suo processo. Sì,
Voglio dire, se l'ha fatto perché è costretto... Noi oppure abbiamo perché era acquisito i verbali di d'accordo. Ferranti, no? Sì. Oh. No, Ferranti no, perché non ha risposto e non c'erano elementi. C'erano depositi. Quindi abbiamo questo buco. Però ecco, non so se sì, ma voglio dire, è una questione che riguarda la posizione di Garofalo nel suo processo. Ma a noi interessa capire se questo 1,9 miliardi lo dobbiamo, quando facciamo il calcolo della sommatoria, alla fine, quando è la maxi tangente, questo 1,9 miliardi ce lo dobbiamo mettere dentro o ce lo dobbiamo mettere fuori? Questo non c'entriamo, mi scusi. Sì, Questo sarà un'aggiunta supplementare, ma almeno. Vabbè, comunque diciamo lo spirito è quello, quindi poi se lo facciamo, lo mettiamo dentro o meno, questo lo si vedrà, però questo è quello che ci ha detto. Sì, io sto cercando di capire se dobbiamo metterlo dentro o dobbiamo metterlo fuori. Se ascoltiamo soltanto le sue dichiarazioni senza fare osservazioni, lo dobbiamo mettere dentro perché dice era per allora che ci sentivamo. Invece se andiamo a guardare un attimo meglio, forse non c'entra niente con questa storia. Allora dobbiamo capire se questa fattura Bressay è una fattura che rientri o non rientri. No, io ribadisco che questo pagamento successivo è un pezzo del pagamento precedente. Il titolo è identico da come mi è stato presentato. Vabbè. Il resto sono le mie valutazioni che mi hanno portato a dire che non avevo convenienza a rifiutare il pagamento. Vabbè, quindi ha detto che è lo stesso. Senta, ci dica per farci capire ancora qualcosa, il contenzioso è poi stato definito? No, che io sappia credo che sia ancora in essere. C'è un arbitrato. C'è ancora in ballo questo arbitrato? Credo che il professor Rossi abbia rinunciato all'arbitrato e che abbia invece preferito andare nelle sedi giudiziarie istituzionali e che quindi ci sarà un'avvertenza che verrà tenuta in tribunale civile, proprio perché l'arbitrato montato su queste basi credo che forse abbia poco senso, insomma, anche in termini di costi per la società. Sì, ma questo 1,9 miliardi doveva servire per risolvere questi problemi? No, io sto facendo il quadro nel quale ho preso la decisione. Domanda, doveva servire per risolvere questi problemi? Lei non può crederci che a tutti i costi dobbiamo credere alla sua versione. Doveva servire per risolvere i 5.000 miliardi, 1,9 miliardi. No, ho detto che il titolo era quello dell'anno precedente. Il titolo qual era? Il titolo era analogo al pagamento dei 10,5 milioni di dollari del 1990, che era legato, quello del 1990, all'incasso del denaro dei... E quello l'avevamo incassato, allora che ce n'entra questa? Che sa c'entra l'anno dopo? Se perché la motivazione di questo signore è venuto a dirmi che si era sbagliati i conti. Questa è stata la motivazione, per banale che sia, questo è, quindi io questo vi sto dicendo, se ci vuol credere bene, se no pazienza. Sì, ma abbiamo capito qual è la sua posizione, va bene. Allora è soltanto perché ha sbagliato i conti. Ma, Presidente, lei non se la deve prendere, persiamo tutta la giornata, ma io se non riesco a capire, non riesco ad andare avanti, non ce n'è. Lui, mi sembra che sia stato molto chiaro, ha detto è lo stesso titolo di allora. Capisco la contestazione del pubblico ministero, sembra assurdo che se l'anno prima si è raggiunto un accordo, l'anno dopo questo viene a dire ho sbagliato i conti e lei subito gli dai i soldi senza neanche interpellare Gardini, che era quello, Gardini, scusi, Cagliari, che era quello che muoveva tutto lì. Anzi, ci ha parlato, gli ha detto che non ne sapeva niente. Sicuramente è una cosa molto strana. Lei lo giustifica col fatto che era un rapporto illecito e quindi con delle forme un po'... che l'ha fatto per ringraziarsi Leni. Vabbè, prendiamo atto, insomma. Con riferimento alle elezioni del 92 invece, quindi allora abbiamo capito, per la questione 90, fattura Allied 10 miliardi e mezzo, nel 91 vi è una coda di 1,9 miliardi. È saltato tutto, anche quelle piccole? Ah, magnifico, quelle no, quelle le abbiamo bisogno. E il tecnico sta... non funziona la radio lì? Sì, la radio funziona, però noi non abbiamo le bobine dalle quali trarre... Fa un provvedimento che dice che acquisiamo una copia della bobina... Non c'è un altro ce ne sono in ogni Sì, abbiamo 2 registratori, però non abbiamo quello delle bobine... E come si possono fare rimettere su bobine questi? Sì, bisogna sentire il tecnico a questo punto. Sospendiamo 5 minuti. Il problema della doppia fattura
Sì. Della doppia fattura per la chiusura Enimont. Sulla prima fattura ha già spiegato, sulla seconda fattura ha dato una spiegazione, però mi sembra di aver capito alla fine che questa era la rappresentazione che lui si era fatto, ma non sa qual è la ragione o la retroragione per cui Ferranti l'abbia chiesta. Mi sbaglio? Cioè, io ho riferito quello che Ferranti mi ha detto. Che aveva sbagliato i conti. Di avere sbagliato i conti. Di aver sbagliato i conti l'anno prima e di avere bisogno di un'integrazione. Le ha mai parlato Ferranti di un rischio di cambio presente su un finanziamento di 500 milioni di dollari ricevuto a suo tempo dall'Enimont? No. Lei si ricorda che l'Enimont a suo tempo aveva ricevuto un finanziamento di 500 milioni di dollari, che poi questo finanziamento se ne è dovuto far carico l'Enichem, e col cambio vi era un rischio che poi sono riusciti a ripianare sostenendo delle spese? No, questo a me non risulta. Le risulterà se l'Enimont ha avuto un finanziamento di 500 milioni di dollari da un insieme di banche. Riandando indietro con la memoria, è possibile che ci sia stata un'operazione di questo genere in pool a favore dell'Enimont quando eravamo ancora insieme. Che poi però, è rimasto... diciamo che la struttura dell'attivo e del passivo dell'Enimont faceva parte dell'oggetto che è stato Sì, compravenduto, quindi non mi pare che un anno dopo uno possa venire a fare... No, il problema è che un anno dopo nella restituzione ci poteva essere un rischio di cambio. Guardi, questa motivazione espressa dal Ferranti mi risulta completamente nuova. Per un prestito in dollari, quindi? Ferranti le ha mai parlato di questa situazione l'anno successivo? Non lo ricordo. La fattura in questione dove è stata appoggiata? A Lussemburgo? No. Ricordo che è una fattura che ha pagato la Montedison International attraverso una sua controllata, ma non... Sì, Credit Bank del Lussemburgo. Ah, credo. Non lo so. Quindi la Bressey Investment è una controllata? No, la Bressey è un nome di fantasia, cioè non... Sì, ma Ferranti le ha mai parlato di uno studio legale di Lussemburgo? No. Cioè, guardi, dottor Di Pietro, io di questa fattura e di quello che c'è dietro non ne so assolutamente niente. Quindi quello che so ho detto, non sono al corrente di altro. Ne prendo atto, ripeto, mi resta difficile da comprendere la ragione del perché sia uscito questo 2 miliardi, è tutto qui. Siccome non è una lira... Ho spiegato, è una ragione di opportunità, diciamo che è stata la valutazione fatta un anno dopo, praticamente la coda di un'operazione illecita fatta l'anno precedente, una situazione di conflitto, di conflittualità con l'ENI per cifre molto importanti, la richiesta di questo signore che è venuto a chiedere un'integrazione al medesimo titolo dell'anno precedente dicendo che i conti non gli tornavano, e quindi è stata una valutazione di opportunità questa di dargli questi soldi. Anche questi in nero, naturalmente, con una falsa fattura, una fatturazione fittizia. La fattura è stata cioè il nominativo della fattura è stato fornito da Ferranti a Binda. Certo, ma intendo dire, la ragione, il modo per far uscire i soldi è di una fatturazione fittizia di una società controllata dall'ENI, dalla Montedison. Esattamente, a carico di una società della Montedison, però a beneficio di una società indicata da Ferranti a Binda. A beneficio sì, ma lei... A carico di una società della Montedison. Per una fattura per un'operazione inesistente. Esattamente. Sì, certo. Nel 92, adesso andiamo nel 92. Nel 92 vi è stata quella famosa riunione, biglietto o non biglietto, sai che c'è tutta quella questione se c'era o non c'era un biglietto, un elenco della spesa, eccetera. Ma al di là di questo... necessità di creare una provvista.
chi se ne è occupato e come? Sì. Ripeto, io qui ho dei ricordi abbastanza vaghi. Sì, però non facciamo ripetere quello che hai già detto, ci sono delle domande specifiche, pubblico ministero, perché su questo abbiamo sentito la prima volta e poi addirittura abbiamo fatto un confronto con Sama, quindi Sì. vediamo se c'è qualche punto particolare. Lei ricorda esattamente di quanto doveva essere la cifra? Sì, io ripeto che quello che io ricordo era un importo dell'ordine di una decina di miliardi di lire. Ho fatto rilevare io, negli interrogatori che ho fatto con lei in passato, quindi al di fuori di quest'Aula, che la data delle 2 fatture Sinden, marzo 1992, mi aveva fatto riconnettere il fatto che c'era stata comunque una riunione, non mi ricordo adesso come, se col foglietto, senza foglietto, eccetera, ma mi ricordo il fatto specifico che abbiamo parlato di queste contribuzioni 92, che il totale ritornava nella mia memoria dell'ordine di una decina di miliardi e che non mi quadrava né con gli importi comunicati inizialmente da Sama, che erano più bassi, né con l'importo di queste fatture che tradotte in lire ne fanno 15 di miliardi e non 10. Chi doveva essere la persona a cui doveva andare il risultato di questa falsa operazione? Anche questa era una fatturazione inesistente, per operazione inesistente. Esattamente, per creare i beneficiario soldi, a chi doveva essere? Per creare i soldi. L'operazione doveva essere eseguita per conto del gruppo dal dottor Cusani. Quindi colui a cui in mano alla fine doveva rimanere il denaro proveniente da questa falsa fatturazione era il dottor Cusani? Sì. Però io non ricordo, e questo desidero ripetere, non ricordo la meccanica di questa operazione, cioè non ricordo per esempio, nel senso che lo escludo, di avere dato io le indicazioni per l'emissione di queste fatture e le indicazioni del beneficiario, cioè dove dovevano essere accreditate, dove dovevano la società andare. Ha formalmente un numero di conto corrente, questo vuole dire lei? Cioè, questo non l'ho fatto io. Lei a chi ha incaricato di farlo? Cioè, io ricordo di avere parlato con Venturi in quell'occasione, Venturi che era il direttore finanziario del gruppo. Ed aveva detto a lui di occuparsi di questa operazione? Gli avevo preannunciato che ci poteva essere questo tipo di esigenza, però poi l'esecuzione materiale, cioè il fatto che siano state emesse le 2 fatture, cioè anche che la modalità fosse stata quella, l'ho appreso durante l'inchiesta. Sì, ma la modalità chi l'ha fatto? Venturi evidentemente. Sì. Venturi, l'input di farlo chi è stato? Lei? Poi le modalità se le sarà trovate lui. Io sicuramente ho parlato a Venturi preannunciandogli il problema, dicendo guarda che ci sarebbe... Sì, però... Venturi era un suo dipendente. Sì, però Allora, ordini non è che ne prendeva... gli ha dovuto dare via libera. Sì, ho già specificato in altre occasioni che la struttura informale era diversa da quella formale, nel senso che Venturi prendeva ordini anche da Sama e prendeva ordini anche Voglio dalla sapere famiglia se nella Perruzzi. circostanza la disposizione gliel'ha data lei o gliel'ha dato Sama. Siccome dobbiamo sentire Sama, chiediamo a Sama. Io la disposizione a Venturi di emettere queste fatture indicandogli il conto, non gliel'ho data. Io ho dato un avallo a Venturi. L'avallo vuol dire qualcuno che fa e dice fai quello che vuoi fare. Venturi non ne sa niente, quindi chi gli dà l'input a Venturi? Cioè, io ho detto a Venturi che gli ho preannunciato che poteva esserci questa esigenza. Allora, poteva esserci, Quindi, siccome poi è stato fatto, chi gli ha detto a Ventura fallo? Ecco, questo non sono stato io. Questo volevo sapere io. Tutto qua. Quindi lei gli dice può essersi, gli ha detto anche se qualcuno del gruppo ti chiede di farlo, puoi farlo per me c'è via libera. Quindi io gli ho dato il mio consenso a fare questo. Gli ha dato un consenso. Gli ho dato un consenso. Però l'importo mi risulta diverso. Ma gli ha detto a Venturi con chi doveva parlarne? Cioè esattamente cosa ha detto a Venturi? Ha detto verrà richiesto probabilmente l'importo di? Io mi ricordo di aver parlato di una decina di miliardi. Sì. Ecco. E basta. Dico, poi, gli ha detto anche chi gliel'avrebbe chiesto? Io non mi ricordo Se questa Cusani cosa, ma guardi, Cusani non credo che avesse titolo per cioè, Cusani poteva essere eventualmente accreditato o da me o da Sama presso Venturi perché non aveva titolo, quindi non avendolo fatto io presuppongo che l'abbia fatto Sama, insomma. Voglio dire, siccome oggi ci sono tutte e due, per capirci, siccome dobbiamo capire... Ma Sama vedo che non se lo ricorda perché c'è stato un confronto con lei, non lo so, io non l'ho fatto. Lo so, lui non se lo ricorda, lei non l'ha fatto e questo qui... Sì, però dice che entro quei termini un avviso a Venturi l'ha dato. Sì.
problema nostro Venturi è capire non ha risposto. dove sono andati a finire i soldi. Questo è il nostro problema. certo. Ecco. Cioè a chi li ha presi, perché per poi vedere quelli che sono stati spesi e quelli che sono avanzati dove sono rimasti. Questo è un problema, ecco perché io insisto, non perché ce l'ho così. No. Allora, il problema per cercare di capire, bisogna capire da dove è partito l'input, ecco il concetto di fondo. Lei mi dice, io non me lo ricordo, io ho dato un avallo, ma non sono stato io poi a dare l'ultima via libera e a dare tutti i riferimenti. Non ho dato le istruzioni operative. Su un foglio che è stato acquisito con riserva dal Tribunale, che era un documento di Binta, risulterebbe che questi soldi poi siano arrivati in lire 12 milioni e non in lire 12 milioni e mezzo, come invece dovrebbe essere la somma delle due fatture, essere arrivato su un conto denominato TEAL di Lussemburgo. Lei ne ha mai sentito parlare? No, io ne ho sentito parlare in sede di inchiesta e in sede di giudizio, prima non ne avevo mai sentito parlare. Quindi non può essere stato lei ad averlo dato Lo escludo nel modo più categorico. né a Binta né a No, Venturi. lo escludo nel modo più categorico. Ed esclude pure che Venturi potesse dialogare con Cusani? No, può darsi benissimo che abbia potuto dialogare con Cusani perché, non so, se Sama gli ha detto di dialogare con Cusani. Io non mi ricordo di avere detto a Venturi parla con Cusani, ecco. Allora, nel tentativo di risolvere questo, io credo, signor Presidente, che dobbiamo sentire Sama, vedere cosa dice Sama, per poi arrivare a capire chi può aver dato questi riferimenti dove sono andati a finire i soldi. Perciò forse è il caso che l'ingegnere Garofano poi aspetti un po' che sentiamo prima Sama. Va bene. Grazie. Allora sentiamo le domande, parte civile, dopo arriviamo. Nessuna? La difesa delle domande? A meno che su questo punto, perché siccome questo è il punto, a meno che su questo punto, voglio dire, se è arrivato sul conto Teal, diciamo è arrivato. Questa è una riserva della Vuole difesa. sapere se è arrivato. È arrivato. Allora risolviamo il problema. Sì, ma se potesse almeno fare, se fa questa dichiarazione è arrivato sul conto Teal, forse risolviamo mezza giornata di... Scusi, No, per una domanda invece ancora sulla questione dei versamenti connessi al closing. Come direbbe il dottor Di Pietro, imitando quello che dico io, c'è una voce processuale che però non è ancora risuonata qua, ma che secondo me risuonerà domani, secondo la quale, ve lo anticipo, Eni, in previsione e nella prospettazione di guadagnare qualcosa sul closing, anticipando il denaro, quell'operazione che lei ha spiegato, diciamo sì, quella di 13,7 miliardi, insomma, in poche parole, lo riporta poi l'appendice del dicembre 91, e dovendo utilizzare questi quattrini che avrebbe ricevuto in futuro, Sì. closing, se li era fatti anticipare, non da Montedison, No. da un proprio sistema parallelo estero. Ma questo fatto si sarebbe verificato nell'ottobre del 1990, quindi a notevole distanza dal momento in cui Enimont decide di vendere e dunque si apre il problema di ricevere il denaro da parte di Montedison, decide di vendere e quindi ottobre. È mai possibile una roba di questo genere? Cioè voglio dire, Cagliari, Ferranti o chi per lui già nell'ottobre del 1990 vi ha prospettato la possibilità di guadagnare una differenza sull'anticipazione del nella pagamento? maniera più assoluta, no? Lei non è in maniera categorica. Categoricamente Le dico no. perché c'è qualche indicazione in questo senso, domani andremo a confrontarci con questa persona, che dice di aver operato come anticipatore di denari proprio in relazione alla vicenda del closing e prima che si verificassero le condizioni per poter raggiungere il closing. Diciamo, io non ho, nella maniera più categorica escludo questa possibilità. Io ho ricevuto Ferranti che mi ha fatto questa richiesta di pagamento Per la prima volta. Per la prima volta, la prima e unica volta in cui io ho parlato di questo argomento e che mi è giunto a conoscenza
dopo la firma del contratto di compravendita delle azioni presso la BNL di Roma. Quindi dopo il 22 novembre 1990. No, 22 novembre la vostra decisione. Anzi, no, qualche giorno dopo, perché sì, dopo, adesso non ricordo con precisione quanti giorni, nel contratto c'era scritto, insomma, la girata delle azioni entro quanti giorni era. Voglio dire, voi il 22 novembre, ormai lo sappiamo, decidete improvvisamente di vendere. Fine novembre, inizio dicembre. Benissimo. Allora, le pongo la domanda sotto un altro profilo. Lei chiude questi contratti, firma presso la Banca Nazionale del Lavoro, tutte le carte necessarie, ma Gardini, Sama, Cusani, qualsiasi altro della struttura vera e propria di Monte Edison o dei consulenti esterni, le ha mai accennato al fatto che già nell'ottobre, cioè addirittura prima del fermo delle azioni giudiziarie, si prospettava una soluzione di questo genere, ivi compresa la possibilità da parte di Eni di anticipare somme e quindi di guadagnare sulla differenza di valuta? No, nella maniera più assoluta. Ora io non so che cosa dirà uno dei soggetti che sentiremo domani. L'ho appreso adesso da lei questo fatto. Io lo dico perché è una questione che già mi risulta, forse al Tribunale indirettamente risulta già, ma sarà una delle questioni di cui dovremo dibattere domani. Quindi io chiedo al Tribunale, all'esito dell'interrogatorio che faremo a Pacini Battaglia, poi in definitiva, di verificare l'opportunità, se Pacini Battaglia dirà qualche cosa di diverso, forse non sarà necessario, l'opportunità di sentire Sama, Garofano e Pacini Battaglia su questo oggetto che mi pare molto importante, di non secondaria rilevanza. Io, scusi, posso farle osservare che io Pacini Battaglia non so chi sia. Sì, ma infatti lei non è necessario che sappia chi sia Pacini Battaglia. Le dico che però, glielo dico non con la certezza, qui è una dichiarazione che non abbiamo raggiunto ancora in dibattimento. La domanda è se sa se c'erano degli accordi in questo senso. No. Quindi, non lo sa o è... no, ha detto che esclude categoricamente. Esclude categoricamente che ci fossero accordi in questo senso. L'ho già detto, escludo categoricamente per quello che mi riguarda che ci fossero accordi di questo genere. Senta, allora facciamo alcune domande noi. Lei in che rapporti era con Michetti? Ma Michetti è stato un mio collaboratore per periodo di circa 2 anni, mi sembra. Quindi anche in questo periodo chiusura Enimont? Chiusura Enimont c'era già Michetti, sì, c'era già Michetti. Quindi era una persona molto vicina a Gardini, che aveva una buona esperienza internazionale, che Gardini mi aveva proposto di nominare direttore finanziario della Monte Edison, e io avevo accettato di buon grado perché era la persona che secondo me, di provenienza Ferruzzi, aveva le caratteristiche più idonee, insomma. Poi decise nel 1991, nel luglio-agosto, di seguire Gardini, e non è affatto un mistero, lo ripeto anche qui, che mi dispiacque molto la sua decisione di andarsene, perché quindi era una investito persona su di lui. stimata da lei e che era in rapporti di lavoro. Perché, ecco, le facevo questa premessa, perché Michetti con noi è stato piuttosto preciso in relazione al closing, dicendo che i rappresentanti dell'ENI avrebbero concordato proprio a titolo transattivo questa somma e lei avrebbe avuto una parte molto più importante di quella che ci ha fatto capire, cioè lui ha detto addirittura che avrebbe concordato lei questo closing. Oggi questa è un po' una domanda che... Come questo? L'importo? L'importo, cioè è proprio, si ricollega alle perplessità che all'inizio che le ha manifestato il pubblico ministero e che abbiamo anche noi. Da quello che ci ha detto Michetti, lei ha proprio raggiunto un accordo su questi 10 milioni di dollari, quindi l'accordo significa raggiungere una conclusione della vertenza definitiva, per cui poi avere una coda improvvisa ci sembra un po' poco probabile. Sì, Presidente, le cose stanno esattamente come io le ho riferite.
Cioè quindi lei dice è venuto da me Ferrante quel giorno là e mi ha detto dammi questa somma qui. Oppure cosa c'era dietro? Lei con Io ne ho parlato. Cagliari aveva raggiunto Cagliari. Oppure Gardini con Cagliari aveva raggiunto un accordo e aveva mandato lei a formalizzarlo? Io dato che sapevo che esisteva invece un incarico formale Gardini-Cusani per occuparsi dell'interfaccia sistema politico Eni compreso, cioè ho parlato con Sama e Cusani dicendo guardate ho ricevuto questa richiesta aggiuntiva e mi sto fermando ancora all'inizio perché per me è importante all'inizio, cioè nel novembre del 90, quando voi avete versato questa somma ingente, no? Questa di 10 miliardi e mezzo? Sì. Beh, in quel periodo ripercorro, diciamolo. Dopo la firma del contratto io ho ricevuto Ferranti che è venuto a dire se volete essere pagati mi dovete dare una cifra dell'ordine di 10 o 11 milioni di dollari. Io mi ricordavo miliardi, ma insomma poi è venuto. Quindi allora questo versamento era collegato esclusivamente all'immediato pagamento della somma senza attendere la scadenza ultima del contratto? È questa? Perché No. lì il pagamento è avvenuto 8 giorni prima, 8 giorni. Esattamente, quello che è avvenuto, la proposta di tipo tecnico, che poi è stata materialmente eseguita da Michetti, ma che ha ricevuto un input da me, quindi Sì, io ma non l'ho più che input è stata concordata da lei, ci dice Michetti. Sì, in effetti il principio è stato definito da me. Sì. Il principio era che un certo numero di giorni valuta sarebbe stato a questo punto ristornato all'Eni. I giorni valuta su una cifra del genere valevano 800, 900, 1 miliardo di lire al giorno, quindi 10 o 12 giorni di valuta davano una differenza che è quella che è saltata fuori, cioè questa era la modalità tecnica. Quindi io adesso non mi ricordo era molto limitato l'oggetto del è stato un del discorso contratto. così molto semplice e anche banale. Ecco, ma allora quando un anno dopo Ferrante gli ha detto ma io ho sbagliato i calcoli, L'unità che ho fatto è stato quello di dire ormai il rapporto con questi signori l'avevamo aperto l'anno precedente con la motivazione che ho detto, è venuto a dire non mi tornano i conti, io a questo punto... abbiamo capito. E quando lei si è accordato per pagare questa somma nel novembre del 90, avevate trattato anche su garanzie di eventuali per controversie future, cioè No. non avete parlato di quello che sarebbe stata l'esecuzione del contratto, No. problemi che sarebbero derivati da questo? No, perché non era neanche la persona nella mia valutazione legittimata a farlo. Perché... Sì, ma lui era venuto mandato da qualcuno, insomma. Esattamente, difatti questa è la ragione per cui riferì immediatamente a Sama e a Cusani perché ci fosse poi un contatto con Cagliari e i suoi danti causa per sapere a questo punto come regolarsi per il futuro. Vabbè. Allora, su questo punto, sulla destinazione lei ci ha detto che Destinazione di questi denari? di questi denari non sa assolutamente niente. Quindi ha detto che il sistema Pacini Battaglia non lo conosceva e va bene. Senta, per quanto riguarda il problema connesso, comunque diverso, è esattamente quello dell'OPAS. Anche in questo caso c'è stato un movimento dal quale è uscito del nero. Ecco, lei in che Non da noi. Non da voi, da Reni, ma lei in che termini è intervenuto in questo rapporto? Ferranti, in occasione del pagamento della richiesta di denaro di questa fattura di 10 milioni e mezzo di dollari, disse anche, e lo comunicò a me e a Michetti insieme, che l'Eni avrebbe valutato di fare un
di effettuare il riacquisto delle obbligazioni convertibili che erano lo strumento che l'ENI aveva individuato per pagare, per ricomprare le minoranze, Sì. cioè le azioni che erano state quotate in borsa precedentemente. Io mi sono occupato relativamente poco di questo perché il problema riguardava prevalentemente Vern e Varasi, anche se indirettamente questo mi era noto per averlo appreso dopo, ma comunque sapevo perfettamente che lo sblocco della posizione finanziaria della Prudential Beige avrebbe liberato delle promissory notes che aveva sottoscritto la Mount Edison, quindi perché con la Prudential Beige in pratica quello che aveva fatto Cragnotti e che, ribadisco, ha preso solo dopo che era stato fatto, era sostanzialmente una triangolazione, un investimento in attività finanziarie della Prudential Beige che dall'altra parte comprava azioni Enimont, quindi era sposato in questo modo. Quindi pregai Michetti di seguire la questione e devo dire che fui anche abbastanza sorpreso che ci fosse un intervento dell'ENI per ricomperare le obbligazioni, cioè che fosse montata un'operazione di questo genere, perché obiettivamente le obbligazioni ENI erano normalmente vendibili sul mercato internazionale, perché il nominativo ENI era un nominativo buono. Insomma, però qui sono state vendute con un certo sottocosto, mi pare, no? Sì, ma anche questo... e a questo punto lei dovrebbe essere intervenuto. La valutazione che io ne detti e che Michetti condivise ed eseguì, anche qui diciamo che il discorso fu oggetto di comunicazione con Gardini, ma qui sul piano anche, tecnico... anche sempre Michetti ci ha detto che lei l'ha convinto a vendere, quindi No. lui non era tanto d'accordo di vendere. No. La valutazione è stata questa, convinto mi sembra un termine eccessivo, perché mi pare che ci fosse una condivisione professionale, e spiego anche le ragioni. Se lo dico. L'emittente di questo prestito obbligazionario era l'ENI e quindi ne possedeva il 100%. Cioè, questo prestito obbligazionario era fatto, cioè aveva una quotazione di emissione di 100 lire al nominale, la quotazione di mercato veniva regolata dalla direzione finanziaria dell'ENI. Era sufficiente che l'ENI decidesse di vendere 20 miliardi di obbligazioni in una sola seduta di borsa o che decidesse di acquistarne uno per influenzare le quotazioni e poterlo portare dal nominale a 90 lire o tenerlo intorno a 97, 98, 99. Quindi io dissi a Michetti che se l'intenzione dell'ENI era di attivare, di essere attiva sul prestito obbligazionario, che era un'illusione pensare che il negoziato avremmo potuto farlo con una banca qualsiasi ad un prezzo per noi remunerativo se l'ENI ci fosse venuta contro, perché bastava che l'ENI fosse andata a ribasso sulle quotazioni delle obbligazioni e noi invece che 99, 98, 97 ne avremmo prese 90 di lire. È stato concusso anche lì? È stato concusso anche lì? Cioè l'ENI gli ha detto guardi che se non le vendi a basso costo ti faccio un... Questo è un fatto implicito, nel senso che è assolutamente un fatto di mercato che chi ha in mano una partita finanziaria di titoli quotati grossa fa il mercato. Sì, ma sto dicendo, siccome lì adesso stiamo parlando di un incontro e di un accordo... No, direi che in questa situazione era abbastanza ragionevole pensare di vendere con uno sconto dell'1, dell'1,5% delle obbligazioni. Se avessimo chiesto a una banca internazionale... Lì sempre Ferranti che agiva con... Sì, cioè Ferranti ha detto vendetemela a questo prezzo, che era sotto di non so quanto... Mi pare l'1,5%. La commissione che avremmo pagata ad una Goldman Sachs o a una Morgan Stanley per vendere queste obbligazioni sarebbe stata sicuramente superiore, almeno del 2, 2,5%. Quindi era un'operazione assolutamente di mercato. Io non mi sono posto neppure il problema del perché l'ENI faceva questa operazione. Credo che questa operazione poi è stata focalizzata quanto ad attenzione e interessi per quello che ha riguardato Mount Edison e i suoi alleati. Non ho mai saputo chi siano stati gli altri eventuali beneficiari, perché la Mount Edison aveva il 10,1, c'era un altro 9,9 che poi ma lì si è poi ricavato del nero sia da una parte che dall'altra. Lei dice che era un'operazione commerciale. Questa è un'operazione di mercato
cui non ci sono state da parte mia. A noi interessava impostazioni sapere se c'era stato un accordo appunto con Ferranti o con i suoi capi proprio per ottenere questo acquisto a basso prezzo e quindi ricavare un nero che poi sarebbe andato. Anzi, c'è stato un negoziato tra Michetti e Ferranti, a quanto mi ha riferito Michetti, per cercare di ottenere di ridurre lo sconto e quindi di vendere le obbligazioni al prezzo più alto possibile. Io spingevo perché la vendita fosse effettuata perché avevo bisogno che noi portassimo a casa i soldi. C'avevate gli azionisti che non avevano voglia di questi. Certo. Noi abbiamo acquisito ieri questo interrogatorio di Cagliari, posso leggerlo per vedere se lei sa qualcosa di tutto questo movimento qua. Dunque, dice: nell'ambito delle vicende conclusive dell'affare Enimont, questo è l'interrogatorio del 16 luglio 93, l'ENI aveva deciso autonomamente, seppur sollecitata sia dalla Consob che dal Ministero delle Partecipazioni Statali, di lanciare un'OPA sui titoli collocati in borsa. Studiamo sia la possibilità di un'OPA con possibilità di un OPS e verificammo che quest'ultima opzione era più conveniente per l'ENI. Dopo il riacquisto dell'Enimont comunicai al ministro Piga la decisione di procedere a un OPS. Piga mi fece presente che egli si era impegnato con Montedison per una OPA e che tale impegno era sorretto da una volontà Montedison che si era impegnata ad effettuare una contribuzione a favore della democrazia cristiana. La nostra decisione pertanto avrebbe potuto impedire tale elargizione. Mi chiese pertanto di studiare la possibilità di riacquistare le obbligazioni in modo da salvaguardare le esigenze di Montedison. Prendo atto delle dichiarazioni rese da Ferranti in ordine ai motivi della decisione di lanciare l'OPS, ritengo che egli si confonda sui tempi. Tornando al discorso che stavo facendo, fu il ministro Piga a chiedermi di mettermi in contatto con Garofano per studiare l'operazione, comunicargli l'importo di denaro che a titolo di riconoscenza per l'operazione che andavamo a fare avrebbe dovuto erogare alla DC. Smentisco nel modo più categorico che Piga mi abbia parlato di questa cosa e che io mi sia interessato di questo argomento. Questa è un'invenzione di Cagliari. La ricostruzione di Cagliari non corrisponde al vero e mi sembra anche che nel corso dell'inchiesta, quando io ho specificato che non ritenevo che ci fossero delle dichiarazioni veritiere in relazione ai percettori delle somme di questa fattura, in quanto veniva indicato anche il ministro Piga come percettore, e poi mi pare che sia risultato, questo l'ho letto successivamente, è risultato che Piga... ma lasciamo stare quello che ha percepito eventualmente Piga. No, qui che era già morto quando sì, avrebbe dovuto ricevere questi soldi. Ma qui stiamo parlando invece dell'operazione dell'OPS, su questo che appunto avevamo fermato la nostra attenzione. E Cagliari dice che si è messo d'accordo con lei, con Garofano, per studiare l'operazione e comunicare l'importo del denaro che, lui specifica anche, avrebbe dovuto essere circa i 10 miliardi. Questa è una ricostruzione che mi è del tutto nuova e che non corrisponde al vero. Non è così, io non ho parlato dell'OPS con Piga. Ma con Cagliari? Neanche con Cagliari, perché Cagliari dice: Piga mi ha detto vai da Garofano e sistema questa questione. Il fatto che ci fosse, io ho parlato con Piga una volta soltanto, non ho mai avuto rapporti economici di nessun tipo con il ministro Piga, neanche quando era presidente della Consob, cioè nella vita di Piga con me non ha mai avuto rapporti economici. Il tema è stato da me trattato in un'occasione di un incontro ufficiale al Ministero delle Partecipazioni Statali col ministro Piga, dopo che ci fu la delibera del CIPI, dicendo da parte mia: dico, guardi che se compra l'ENI è automatico che l'ENI debba fare un'offerta pubblica di acquisto e ritirare l'azienda dal mercato, perché l'ENI non può sostenere che questa azienda, una volta quotata e privatizzata nei fatti, con tanto di prospetto informativo pubblicato in francese, in inglese e depositato presso le borse valori di tutti i paesi europei, degli Stati Uniti, New York, ed erano andati anche in Giappone a depositare Necci e Cragnotti,
Il risultato era questo, che noi avevamo già avuto come Montedison, in quanto eravamo ritenuti gli sponsor di questa operazione di privatizzazione dagli investitori, avevamo già ricevuto diverse, come si può dire, diverse lettere che preannunciavano azioni legali. Sì, scusi, capisco benissimo che ci potesse essere la necessità di fare questa operazione di ritirare le azioni dal mercato, ma qui le stavo dicendo qualcosa di diverso, cioè che approfittando di questa necessità di ritirare le azioni dal mercato si metteva in funzione un'operazione particolare che avrebbe fruttato un nero notevole che secondo Cagliari la Montedison aveva, di cui la Montedison aveva necessità per pagare la Democrazia Cristiana. Guardi, lo dice lui. Presidente, io se fosse così, dal momento che la situazione cioè sul piano delle mie responsabilità, cioè ho ammesso che ho dato io a disposizione di pagare questi denari, ho ammesso tutto, cioè non avrei nessuna difficoltà ad ammetterlo, solo che non è così. Ecco, Se non dice sistema Montedison, immagino che il sistema Eni, quindi questo Mahler, lei l'ha mai sentito nominare? Non so chi sia. Quindi cosa facesse l'Eni con i suoi fondi neri, lei a maggior ragione non ne sapeva. Avevamo una domanda anche sulle fatture Simden, però ha già risposto. A noi interessava sapere in modo particolare appunto in chi la sua attività. Lei appunto rimane un po' sfumato perché qui la fattura è stata emessa, quindi qualcuno deve aver indicato il nome di questa fattura. Lei dice che l'esecutore per voi è stato Venturi, però quello che non abbiamo ben capito è se lei ha detto che gli ha dato un input però generico, ma qualcuno gli avrà dovuto dire qualcosa di ben preciso a Venturi. Le istruzioni operative sull'importo preciso e sul beneficiario, cioè la banca, il conto, eccetera, non l'ho dato io. Ecco, però non capisco questo. Lei in quel momento che funzioni aveva? Io ero ancora presidente della Montedison, sì. marzo-aprile, ma ero già in una situazione di autolimitazione dei miei poteri, perché avevamo già raggiunto con Sama l'intesa che l'azienda la prendeva in mano lui, insomma. Quindi la decisione di distribuire questi denari avrebbe dovuto essere presa formalmente da me, ma nei fatti da Sama. Cioè io l'ho condivisa questa decisione, quindi me ne assumo le responsabilità del caso. Quindi ma non ero il Dominus. Comunque sa questo, che il Dominus non ero più che io. Sama aveva intenzione di trovare una certa provvista per finanziare i partiti politici, certo. E che mi sembra abbia detto che in questa operazione Cusani aveva un compito. Il compito doveva essere quello di provvedere materialmente poi a creare le disponibilità, il denaro per farlo consegnare poi. Va bene. Come io allora sapevo che Sama una parte l'avrebbe consegnata direttamente lui, poi dopo queste cose le ha dette direttamente. Dovrebbe dircelo Sama. Sulle sintesi. NV. Ma anche le Simden sembrano fuori dal giro Berlini, però lei non ci sa dire queste Simden chi? Io cioè, i nomi di queste società li ho appresi durante l'inchiesta, non li conoscevo. Insomma. Sì, quindi sia la Simden sia questa che abbiamo visto oggi della Bresse sono tutti versamenti autorizzati dalla MEIC, quindi cioè sono al di fuori di Berlini questi, no? Michetti quindi, sì. O Binda o Michetti o Binda o Venturi, insomma. O Venturi, questi tre personaggi qua. Dunque Venturi non ha risposto, Binda è straniero e Michetti qualcosa ci ha detto.
Sì, questo è l'aspetto poi Montedison, sempre sì, per finire l'operazione effettivamente dell'OPS, voi dopo esservi accordati per vendere queste azioni a Leni e Eni poi fa i suoi giri, avete però dovuto fare un'operazione a favore dei piccoli azionisti, perché Varasi e compagnia... Di Varasi, solo di Varasi per quello che... Solo di Varasi. Sì, solo di Varasi e per quanto mi fu detto da Gardini solo per 2 miliardi, mentre invece è venuto fuori dall'inchiesta che la cifra complessiva data a Varasi somiglia più a 10 che a 2 miliardi. 8, sì. No, 8 più 2, perché ci sono state, da quello che ho appreso Però ecco, quindi lei sapeva che dei piccoli azionisti Varasi aveva un accordo per non perdere. Fu Gardini a dirmi che avrebbe voluto tenere che il suo impegno era nei confronti di Varasi di tenerlo indenne da perdite sulla partita. Ecco, e lei non sa come è 1 miliardo e 300 per l'OPS, sì. Sì, lei si è occupato di questa liquidazione di Varasi? No, preferisco riferire, se mi dà 2 minuti. Sì, certo. Gardini mi ha detto che aveva preso un impegno con Varasi e questo impegno con Varasi mi disse che la società doveva onorarlo, fu oggetto di discussione anche animata tra noi, in quanto gli chiesi se esisteva un contratto. E mi disse che era un impegno che aveva preso lui sulla parola, nel frattempo non era più presidente lui, ma ero diventato presidente io, e quindi mi disse che l'impegno da lui assunto era un impegno d'onore che andava osservato e che secondo la sua valutazione si sarebbe trattato di un paio di miliardi. E mi disse anche, dice, dia incarico a Michetti di definire la questione. Michetti si è incontrato con Varasi e probabilmente con i suoi collaboratori per definire l'aspetto, la questione. Poi io non ne ho saputo più niente, quindi per me la cosa era finita così. Durante l'inchiesta ho saputo che una cifra di circa 2 miliardi è stata pagata da Berlini, mi pare direttamente a Varasi, e che una cifra di circa 7-8 miliardi è stata pagata dalle società del gruppo Montedison alle società del gruppo Varasi attraverso un'operazione fittizia su cambi. Ecco, io di questa cioè io so di 2 miliardi che avrebbero dovuto essere pagati dalla Montedison al gruppo Varasi. Non mi risultava per niente che ci fosse un pagamento di Berlini a Varasi e non mi risultava che il pagamento fosse di 7-8 miliardi invece che 2. Sì, certo. Sì, la domanda era questa, siccome lei prima ha detto che queste obbligazioni sono state vendute a prezzi di mercato, quindi era un affare commerciale normale, sì. E come mai Varasi pretendeva qualcosa di più? Questo diciamo purtroppo no, è perché era stata, aveva acquistato al nominale. Il principale di Varasi purtroppo non c'è a rispondere, ma comunque tra acquisto e vendita ci aveva perso Varasi evidentemente. Ma no? Varasi, guardi, io quello che ricordo è che Varasi si lamentava di aver comprato le azioni Enimont inizialmente ad un prezzo altissimo. Queste azioni, ma stiamo parlando delle obbligazioni qui. Sì, quel miliardo e mezzo di... Era la stessa cosa, sì, scusi sì. Presidente, perché... Sì, ma noi l'abbiamo divisi in 2, 8 le azioni e 1,3 le obbligazioni. Ah beh, questo non lo so. Almeno questo ha detto Varasi. Poi Questo non io so non se... lo so. Vabbè. Senta, per quanto riguarda la ISPIM c'è un'altra operazione nella quale lei ha avuto si è interessato e era la liquidazione ISVIM di 1 miliardo. Lei ci sa dire qualcosa? Liquidazione? Questa è del 19 luglio 91. C'è un accredito fatto da Berlini in favore di Varasi, che però ci pare che Scusi, esca Presidente, se da posso, queste se due posso operazioni. interrompere, credo che anche il pubblico ministero sia d'accordo. Quella dichiarazione di Berlini in cui lei fa riferimento, in cui si riferisce ai 4 miliardi e 8 complessivi,
per Varasi contiene un evidente errore di memoria, lo dico questo per chiarezza, di Berlini, perché non può essere Varasi quel soggetto, basta vedere la banca beneficiaria. E però il soggetto non possa non un essere miliardo? Cabassi. Quello Ambes? Ci sono 4 miliardi e 8, 3 miliardi e 8 finiscono in una certa banca che non è quella di Varasi, ma certamente quella di Cabassi, e poi il miliardo ha un'altra destinazione che sappiamo benissimo deve essere un'altra destinazione, non la dico, insomma. Non me voglio dire come nome, ecco, perché potrebbe portare forse... Mi potrebbe inquadrare meglio il problema, perché io non l'ho capito. È un fatto del 19 luglio 91, c'è un accredito di 1 miliardo che, vabbè, adesso la difesa dice forse non riguarda, è non riguarda Cusani. Sì, Berlini. Berlini, Berlini, infatti Berlini dice che ha avuto l'ordine da lei di liquidare Isvim in questo modo qui, e Cusani avrebbe riferito i conti su cui, vabbè, questo per Berlini. A noi sembrava che fosse una terza operazione Isvim questa. No? Questa è, Posso dire una cosa io? Questa è l'operazione Isvim. Sì. Posso? Sì. La questione presentava diverse sfaccettature, diverse persone che, poiché c'è un aspetto da chiarire, io propongo veramente 2 minuti, perché l'ho già fatto io e so come stanno i fatti, di risentire Varasi, che c'è un equivoco di fondo, che Varasi lo spiega subito. 2 minuti 2. Vabbè, comunque questa è una richiesta. Però io già so come stanno i fatti, effettivamente lì non è una questione di Garofano, è tutta un'altra storia. È una questione già lombardo. Sì, allora è una questione ci hanno confuso. Mista, signor Pubblico Ministero, mi permette di dirlo, è una questione mista. Insomma, le parti sanno che non c'entra. Non è Garofano, una cosa più delicata. Io volentieri ve la faccio spiegare. Sintetizziamo così: le parti sanno che non c'entra. Dai nostri documenti attualmente sembra che c'entrino, comunque lei non ne sa niente. Mi scusi, vorrei essere preciso, vorrei essere capito, mi scusi Presidente. Dati lì. Perché ho risentito ieri Varasi e finalmente si è deciso di ricordare. Lei sente, lo sappiamo, sempre ordinariamente. Sempre il giorno prima. Lui è più aggiornato di tutti. Io non l'ho sentito, quindi non posso dire niente. Voglio dire questo, io mi ero permesso di intervenire soltanto a questo titolo. Io non so se l'ingegnere Garofano c'entri o non c'entri, queste sono dichiarazioni di Berlini. So però, e anticipavo questa questione per non creare equivoci nella domanda, che il riferimento che Berlini fa a complessivi 4 miliardi e 8, di cui uno va su un certo conto, 3 e 8 su un altro, c'entri o non c'entri l'ingegner Garofano, non sono di denari di pertinenza a Varasi, perché lo si arguisce dalla banca presso la quale vengono accreditati 3 e 8, e quindi sono di Cabassi e non sono di Varasi. È un errore di memoria forse di Berlini? Non è un errore, è semplicemente che avevano pagato sia Cabassi che Varasi. Certamente, non c'è nessun dubbio, ma soltanto però in maniere diverse. Insomma, adesso abbiamo qui Garofano, di questo fatto non sa niente, tra l'altro per noi risulta molto confuso. Posso cercare, adesso riandando indietro con la memoria, io mi ricordo un elemento di natura sostanziale, diciamo, che potrebbe aver generato una differenza da conguagliare in nero a Cabassi. Quindi con questo, diciamo, secondo me, così come posto non lo inquadro, questo è che non me lo ricordo. Perché l'operazione Isvim è stata fatta, diciamo, portata da Cusani, che convinse Varasi e Cabassi, che si erano già messi d'accordo per far confluire la Buffetti, che era una società che fa editoria specializzata, per farla confluire nella Isvim ricevendo azioni Isvim in cambio. In quel momento Cusani ebbe l'idea, lo propose a Gardini e poi lo propose a me e a Sama, di far mettere nella Isvim anche le azioni della Rizzoli che noi avevamo, e in questo senso fare un polo editoriale in cui avremmo avuto l'Ipsoa, la Buffetti e una partecipazione del 21% nella Rizzoli, cioè quindi doveva avere una connotazione di azienda editoriale.
Dopo qualche mese, 2 o 3 mesi che l'accordo fu fatto, e se non mi ricordo male eravamo o a metà 89 o a metà 90, non so giù, il dottor Gardini raggiunse un diverso accordo in ordine alle azioni Rizzoli, e l'intesa che lui raggiunse fu di prendere le azioni Rizzoli e di conferirle nella Gemmina, ricevendo azioni Gemmina in cambio. Questo non fu affatto gradito sia da Varasi che da Cabassi, che dissero che il progetto era stato completamente snaturato e che avrebbe avuto molto più senso tenere la Rizzoli. Quindi siamo andati avanti grazie ai buoni rapporti personali, un po' di tutti, sia con Cabassi che con Varasi, senza litigare, ma si sono creati i presupposti per sciogliere il matrimonio. Il matrimonio come è stato sciolto? Comprando la Ferruzzi Finanziaria, la Finisvim, che era la società che aveva il 51% dell'Isvim. Questa Finisvim era 50% della Ferruzzi Finanziaria e il 50% di una società che a sua volta era posseduta per metà da Varasi e per metà da Cabassi. Poi Varasi e Cabassi avevano altre azioni Isvim, Cabassi di vecchia origine perché era proprietario dell'Isvim da parecchi anni, e Varasi di fresca origine in quanto venivano dal conferimento recente della Buffetti, della Cofie, insomma di altre attività sue. Quando c'è stata la rottura del matrimonio, e questa è una trattativa che ho fatto io con l'aiuto di Cusani, perché era di fiducia di tutti, perché era il professionista di tutti e tre in quell'occasione, la trattativa fu fatta in questo modo, che ognuno si riprendeva la roba sua, quindi non so, le azioni editoriali che erano del gruppo Monti ce le eravamo trovate dentro, e allora se le riprese Cabassi, delle proprietà immobiliari ex di Cabassi se le riprese Cabassi. Quando veniva questo scioglimento? Mi pare nel 91, proprio metà 91. Sì, quindi coincide come data. Si pose però un problema che può darsi che abbia dato origine, io adesso non me la ricordo questa cosa, però che abbia dato origine a dei conguagli fatti in nero, perché Cabassi aveva un problema fiscale. Cioè le azioni che Isvim, così come erano state valorizzate con tutte queste operazioni, erano passate a 12 o 13 mila lire. Varasi mi pare che le avesse in carico quando fece le sue operazioni, andando a memoria, a 7-8 mila lire. Cabassi le aveva mi pare a 2-3 mila lire. Quindi c'era un problema di plusvalenze tassabili, per cui insomma il netto ricavo per la cessione delle azioni Isvim di proprietà di Cabassi sarebbe stato per Cabassi inferiore a quello che era per Varasi, e quindi può darsi che ci sia stato un conguaglio a favore di Cabassi per ragioni prevalentemente fiscali. Il problema è che è andato sul conto di Giallombardo, capito? Non sul conto di Costa. Ecco, io adesso vi ho detto quello che so, poi dopo non voglio dire. Questa domanda la faremo anche noi. E poi io avevo un'ultima domanda. Lei De Toma l'ha conosciuto? Sì, De Toma mi fu portato una volta in ufficio da Cusani, sì, ed fu un incontro per dirgli che non avevamo bisogno dei suoi buoni uffici, insomma, perché questo De Toma mi ricordo che era in contatto con la Calcestruzzi e il mio problema era quello di evitare che ci fosse una indecorosa rappresentazione dei nostri interessi all'esterno con la Tecnimont, società di ingegneria di buon nome e ben qualificata, che era in grado di operare nel campo dell'impiantistica chimica e quindi anche della depurazione, dell'ecologia in modo professionale ed efficace, e che ci fosse la Calcestruzzi dall'altra parte che si rappresentava autonomamente con una piccola società di ingegneria che aveva comprato da poco, e che ci trovassimo sulle stesse cose con Alessandrello, presidente della Tecnimont, da una parte, quali sono e Panzavolta dall'altra. Queste cose su cui... Una pluralità di contratti di appalti, per cui il Panzavolta probabilmente si appoggiava a questo De Toma, da quello che poi avevamo saputo, e quindi fu necessario dirgli che per quello che riguardava la Montedison non avevamo bisogno dei suoi buoni uffici. Ma erano buoni uffici, quindi proposte di lavoro, non erano buoni uffici nel senso che chiedeva finanziamenti? No, non venne a questo titolo. Io lo ricevetti con l'esclusivo obiettivo di avere un incontro che fosse il primo e l'ultimo, insomma.
insomma, e che quindi perché Senta, non desideravamo averci niente a che però fare. De Toma noi ha detto che in quell'occasione lei ha presentato Cusani. No, fu Cusani a portarmi De Toma. Sì, Cusani ha presentato De Toma, poi nel discorso lei ha detto ma qui abbiamo Cusani che, adesso le riferisco le parole, che è un referente Ferruzzi per i partiti, quindi sembra che in questo discorso il discorso sia scivolato su questi rapporti con i partiti e lei abbia detto noi abbiamo Cusani e quindi non ci interessa. Questa credo che sia stata un'interpretazione non ci di De interessano Toma, i suoi perché io buoni uffici. non ricordo proprio di aver parlato diciamo, di dazioni politiche o di dazioni di denaro a partiti al signor De Toma, che non avevo mai visto. Gli ho detto soltanto, cioè noi abbiamo come professionista, ci avvaliamo di Cusani, la ringrazio molto, ma era il modo per fargli capire che non avevamo bisogno di lui. Sì, ho capito. No, lui ce l'ha messa proprio tutto sul lato credo poco che nobile, sia rimasto anche molto male perché infatti dice con esclusione di Panzavolta perché quello aveva un rapporto particolare. Invece lei dice era proprio un rapporto commerciale soltanto, una proposta di collaborazione commerciale. Guardi, io sapevo indirettamente che Panzavolta aveva delle frequentazioni con questo signor De Toma. Sapevo anche che eravamo di fronte a uno spettacolo indecoroso di due società del gruppo che si facevano concorrenza tra di loro sulle stesse cose e ho pregato il signor De Toma di non occuparsi delle questioni della Montedison. Ecco, no? Va bene. Penso che non l'abbia gradito e questa forse è la ragione per cui ha riferito in questi termini la cosa. Sì, però questo non ce lo può dire, Allora noi abbiamo finito, però adesso sentiamo l'avvocato Plasti. Tra l'altro io avrei bisogno però di avere una sua reperibilità, perché può darsi che dopo Sama abbia bisogno di chiedere qualche precisazione. Dopo ci accordiamo. Ecco, più che Allora, avvocato Plasti. Più che una domanda è un chiarimento, così rileggendo gli atti e le deposizioni, appunto il confronto che l'ingegner Garofano ha avuto col dottor Sama. Cioè l'ingegnere ricostruisce la vicenda della provvista per la chiusura Enimont in un certo modo che poi il Tribunale valuterà. E sicuramente conclude dicendo: per Montedison non è stato un danno. Questo l'ha detto? Sì. L'ho riassunto bene? Sì. E questo lo svolge sia nel primo interrogatorio istruttorio sia nell'interrogatorio davanti al Tribunale. Poi, forse in una fase di stanchezza, mal riassumendo alcuni concetti che già si trovano prima, di stanchezza ce l'ho, anche io, dice e comunque è stato un maggior guadagno possibile negato a Montedison, quindi crea un grosso bisticcio fra la mancanza del danno e la negativa di un maggior guadagno, cioè praticamente contraddice i discorsi che su questa parte della provvista aveva fatto. Ecco, vorrei capire, insomma. Cioè, come vuole che faccia? Più brevemente possibile, arriviamo subito al cuore. Cioè, io ho già spiegato che Gardini mi parlò dell'esigenza di creare denaro per 80-100 miliardi. Ho già spiegato come erano questi 80-100 miliardi e diciamo che questo è quello che risulta a me. Poi durante l'istruttoria sono emersi altri fatti che a me non erano noti, quindi non so. No, ma io dico per parte sua. Quindi per quello che riguarda questa differenza prezzo è stata in effetti caricata sulla differenza di prezzo tra il contratto del giugno 90 rispetto a quello del marzo 91. Cioè, in effetti il prezzo è stato aumentato da 320 a 400 miliardi e quindi la costruzione che è stata fatta
del contratto per quello che riguarda Montedison ha inglobato, diciamo, questa differenza di prezzo facendola sostanzialmente pagare all'acquirente. E quindi da questo punto di vista non vedo quale sia, per parte mia naturalmente, poi per parte mia non esistono danni per la Montedison, che ha realizzato una vendita a un prezzo estremamente elevato della Sviluppo Linate, e dall'altra parte il differenziale di prezzo è stato caricato sull'operazione in termini tali che è stato fatto pagare dall'acquirente. Quindi io la riassumo così. Quindi non ci sono, quindi, da questo modo di argomentare maggiori guadagni negati a Montedison, se capisco bene? Cioè io a questo punto quello che mi risulta rispetto agli 80-100 miliardi è quello che ho detto. Se ci sono cifre maggiori, come mi pare che sia venuto non fuori, cambia il discorso. Il problema è che se se ne è fatto carico personalmente il signor Bonifaci, a questo punto bisogna chiederlo a Bonifaci e a Cusani come si sono regolati i rapporti tra di loro. Cioè, certo. Ma veda, anche mutando le cifre, il discorso di spiegazione di questi meccanismi non cambia, direi, per niente. Cioè, rimaniamo al punto di prima. Era per questo che rimanevo molto sorpreso, peraltro me lo ricordavo anche a memoria, di questo suo sunto finale di un certo tipo, perché stando a quello che lei dice non vedo un guadagno negato a Montedison. Questo era il mio problema. No, difatti mi pare di avere Lei concorda su questo? Sintetizzato adesso che in effetti la Montedison è stata messa in condizioni di fare un'operazione in cui il differenziale di prezzo, come l'ho chiamato, è stato fatto pagare dall'acquirente. E in pratica, voglio dire, era questo l'artificio tecnico che lei ha messo in campo? Naturale. Allora avevo capito bene. Grazie. Va bene. Molto brevi, però forse non inutili. Senta, a proposito dell'affare ISBI, e cioè di questa operazione così complessa inizialmente, il conferimento in un'unica società, di tante altre iniziative, Buffetti, ISBI, Mipsoa, Pizzoli, le rotture, c'entrano qualche cosa? I partiti erano affari fra soggetti privati? Non c'entra niente. I partiti hanno mai messo mano, non so, c'erano problemi c'era bisogno di oliare qualcuno per portare avanti questi meccanismi? No, era un affare privatissimo. L'operazione ISVIM è un affare privatissimo e devo dare atto del fatto che Cusani ha convinto Varasi e Cabassi a modificare un loro progetto per consentire a noi di entrarci, e alla fine noi, Ferruzzi, ci abbiamo guadagnato più di 100 miliardi. Quindi le faccio una domanda in maniera indiretta, vedo un po'. A me non risulta che ci siano soggetti politici interessati in questa vicenda. No, non c'entrano niente. E se pertanto, in concomitanza con la liquidazione della vicenda ISVIM e quindi la separazione di Cabassi e Varasi dal complesso di questa storia sociale, che se ne escono completamente, no? Sì. Se per caso Cabassi e Varasi avessero avuto ragioni di soddisfare le esigenze dei partiti, non era certo in relazione a questo affare, avranno avuto altri affari loro. Questo tutto può essere. A me non risulta che ci fosse alcuna connessione col sistema politico. Se poi Varasi e Cabassi singolarmente avevano delle connessioni loro, è un affare loro, non lo so. Poi le voglio chiedere ancora questo. Mi è stato domandato di qualche cosa a proposito di Michetti, anche noi siamo sempre interessati a questo personaggio. Questo Michetti, suo collaboratore, esperto finanziario sul piano internazionale, vicino a Gardini, che se ne va nel luglio del 91 per seguire Gardini, e ci vuol dire che rapporti aveva Michetti con Verna. I rapporti Michetti con Gardini li sappiamo, Michetti e Verna diventa interessante. È diventato di fatto, mi pare anche che avesse preso una carica sociale nella Société Centrale d'Investissement, che è la società di cui il dottor Gardini aveva assunto la maggioranza relativa dopo la separazione familiare, e il cui secondo socio è la famiglia Verne, e se non ricordo male Verne è ancora il presidente della Centrale d'Investissement, quindi ha una carica sociale nella Centrale, ed è stato in rapporti continui con Jean-Marc Verne ed era l'interlocutore di Verne, quindi devo dire
che i rapporti con Verne sono sicuramente molto stretti e molto buoni, di Michetti. Terza domanda, a proposito sempre della questione dell'erogazione ai partiti o a singoli candidati per le elezioni del 92, e forse gliel'ha già chiesto il pubblico ministero, ma in questo momento non mi ricordo. Una storia ha le fatture Simler, è un loro destino che vedremo. Sì. Contemporaneamente all'uso delle somme in tutto e in parte di questa provvista per finanziare partiti o singoli candidati, tutti noi ricordiamo che lei ha provveduto all'origine della sua vicenda giudiziaria, poi per rispondere del denaro. 300 milioni a Prada. Sì, ecco. Sì. Attraverso, mi pare, ecco qui, non mi ricordo se è già risultato, un'altra serie di fatturazioni, o una fatturazione, o attraverso una fatturazione. Attraverso uno strumento diverso. Sì, No. Ecco, allora non mi ricordo bene. No, questo non c'è niente, la Valdivia non c'entra col 92. È precedente. Prima. C'era per il 92. No, nel 92 sono stati dati 300 milioni di lire in contanti che sono stati consegnati a Prada o un incaricato di Prada presso la sede di Lugano con una fattura ad hoc specifica, ed è l'unica cosa di cui mi sono occupato io. Sì, scusi, ma appunto è stato pagato, adesso ricordo, sì, in Lugano in contanti a un incaricato direttamente Questo a lui. lì figura Ma non mi Angeli ricordo che ha come il ritirato. meccanismo, cioè è stato creato anche qui una fattura senza... Io chiesi a Binda di procurare 300 milioni in contanti e che sarebbe passato uno a prenderli. Poi Binda mi pare che abbia fatto una fattura. Mi pare che dall'inchiesta sia venuto fuori che c'è una fattura per questa cosa. Diceva quindi lei aveva Angeli, semplicemente domandato questo, che C'è una fattura diversa. se parliamo sempre della Make comunque in questo caso, Sì, di una società. lei ha semplicemente chiesto a Binda di trovare la disponibilità di 300 milioni in contanti, Sì, poi come senza abbia fatto, preoccuparsi di come lui se le sarebbe trovate. Certo, è Perché proprio poi così. questa fattura è sì, adesso ricordo, è una fattura che Binda si inventa là per là, per avere la disponibilità liquida di 300 milioni. Questo è il trucco. Certo. Quindi lei dà soltanto l'incarico che ci siano a disposizione 300 Questi milioni. 300 milioni. Poi ci pensa Binda a risolvere la questione come ha creduto opportuno. Questo Sì. non Baruffi, è Prada. Tutti sono tutti in valuta, quindi come si fa a sapere? Forse uno di questi. Ecco, e anche qua lei mi interrompa subito se ha già risposto, ma non ricordo, mi pare di no. Lei ha detto: io non ho avuto mai nessun rapporto economico con il ministro Piga, né prima che diventasse ministro, né quando poi è diventato ministro. E tuttavia, voi avete, credo, ciascuno per le sue funzioni istituzionali, lui e societarie sue, avete discusso nel tempo con lui della soluzione da dare alla questione Enimont. Lei è intervenuto presso il ministro Piga, segnalando quantomeno qual era il punto di vista di Montedison. Certo, questo ho avuto modo di farlo in uno o due incontri presso il Ministero delle Partecipazioni Statali, a cui mi portò il dottor Gardini, accompagnando il dottor Gardini. Ecco, si ricorda grosso modo, se può collocarlo nel tempo. Le do degli punti di riferimento. Le ricordo di nuovo, cosa che lei sa benissimo. L'8 di novembre c'è il fermo giudiziario. No, prima del fermo. Dall'inizio di settembre e novembre, quando? Cioè ci sono... No, prima del fermo, diciamo nel mese prima, quindi se il fermo è il 6 di novembre. 8 novembre. Quindi durante il mese di ottobre. Durante il mese di ottobre. Sì, anche fine settembre. No, guardi, io ricordo questo, che il dottor Gardini volle che fossi io, nonostante che in quel periodo ero già a Londra, mi fece tornare apposta per fare una conferenza stampa in un albergo di Roma, mi pare al Grand Hotel, per ribattere punto per punto alla delibera CIPI che era ritenuta inaccettabile. Mi ricordo che la conferenza stampa la feci io. Quindi lei lo colloca questo grosso modo nel mese di ottobre. Vedere in quei giorni lì. Ma comunque mese di ottobre. Ecco, ma scusi, questo le voglio chiedere, proprio perché lei colloca l'episodio nel mese di ottobre, che nel mese di ottobre capitano tante cose. Noi crediamo di aver compreso o saputo che nel mese di ottobre già cominciavano una serie di messa allo studio, una serie di iniziative giudiziarie, politiche, economiche, finanziarie,
da parte della Giunta. Rispetto alle iniziative che intanto Montedison stava prendendo, cioè sono tante di cose. Ecco, di queste mosse o manovre, vostre note e pubbliche, quelle di Montedison un po' meno note, con Pigan avete mai parlato, avete avvertito che c'era la possibilità di un'iniziativa giudiziaria, ma insomma magari anche di altre, insomma, anche di pressione di tipo politico, insomma di diversa natura? No, Piga ricordo che fece una battuta con Gardini in mia presenza dicendogli Gardini, ma lei si rende conto che qui il sistema, sta chimica lei non gliela vuol dare? Mi ricordo che fece questa battuta a fine incontro, perché il dottor Gardini continuava ad esporre il suo preciso intendimento di gestire l'Enimont, perché l'obiettivo, fin quando non è intervenuto il fermo provvisorio delle azioni, non era né di comprare né di vendere, ma di nominare la maggioranza del Consiglio di amministrazione e di gestire la società. Perché questo non interessava, a noi non avevamo nessuna intenzione di tirare fuori dei soldi. Certo. No, voglio chiedere soltanto un'ultima cosa, con il massimo rispetto anche per la sua persona, ma è capitato che in incontri ufficiali con Piga o con altri ministri o governi o meno, lei presente, Gardini e lei presente, è capitato talvolta che Gardini si appartasse con l'interlocutore chiedendogli magari di non assistere alla No, io di fatti ho accompagnato... si appartava, abbiamo avuto qualche notizia anche ieri. Le chiedo questo? Ho accompagnato dal professor Piga il dottor Gardini, non ricordo se è stato una o due volte in tutto quel periodo. Faccio notare che io Piga lo conoscevo da quando era presidente della Consob e che... Ecco, qui lo conoscevo da un sacco di tempo, addirittura da quando era presidente dell'ICPU e io lavoravo all'IMI con l'ingegner Cappon. Diciamo, ritorniamo molto indietro. Devo dire che il dottor Gardini aveva l'abitudine di farsi accompagnare regolarmente da altri, per esempio da professionisti. So che si è fatto accompagnare in diverse occasioni dal professor Casella e non da me. E comunque la sua abitudine era di lasciare fuori dalla porta e poi lui di appartarsi e di fare. Io difatti in alcune altre occasioni non sono andato con il dottor Gardini perché non mi sembrava dignitoso accompagnare una persona fino sull'anticamera e poi diciamo aveva un ruolo diverso, sì, e quindi non mi sembrava che fosse il caso. Giallombardo lei lo conosce? L'ha conosciuto? Giallombardo l'ho conosciuto, l'ha presentato Cusani, è venuto in un paio di occasioni in ufficio, l'ho incrociato così, non ho mai avuto Avete occasione. trattato di qualcosa? No, non ho mai di particolare? trattato di affari. No. Lei ha sentito da Panzavolta se aveva avuto contatti con Giallombardo per la Merchant Europe o altro? No, questo mi era sconosciuto. Dell'attività della Merchant Italia o della Merchant Europe, ma ha mai sentito parlare da Cusani o da Giallombardo? No, a me non ne hanno mai parlato. So che Giallombardo frequentava Panzavolta perché Panzavolta veniva di sovente in Foro Bonaparte e utilizzava i salottini che avevamo in Foro Bonaparte per incontrare le persone. Quindi mi pare che questo paio di volte in cui si è incrociato Giallombardo è perché aveva appuntamento con Panzavolta. Utilizzava anche gli aerei della Ferruzzi Giallombardo? Sì, può darsi, questo poi io non sa in che veste o che altro, vabbè. Lei sa se Panzavolta ha fatto delle sovvenzioni in favore del PSI per l'elezione del 92? Non me l'ha detto, ma Panzavolta non aveva l'abitudine di riferire niente. Un regno a sé, va bene, un regno a sé. Si accomoda. Allora, dove possiamo trovarvi se abbiamo bisogno? Ah, però, nelle vicinanze allora. Allora, su questo devo dare atto all'ingegner Scarofano che stava ampiamente facendo interrogatori con me quando all'improvviso appunto è stato
sottoposto a misura cautelare, è rimasta direttore un interrogatorio, mi sembra in sospeso. Vabbè, senta, allora se volete salire per correttezza devo dargli atti, eravamo 15 giorni che lo stavamo interrogando. Sama, se è in giro? Arriva subito o dobbiamo aspettare? Per un caffè. Vuole sospendere 5 minuti. E c'è un grosso affollamento, credo, nel suo ufficio stamattina. Cosa però solo per la sigaretta, se no non finiamo più oggi. Grazie. Allora, Sama, gli avvocati Mucciarelli e Arata. Allora, Sama, il Tribunale ha ritenuto necessario ascoltarla ancora una volta, in particolare su due questioni che sono la defiscalizzazione e la Fondazione San Severino. Serafino. È uguale, scusi. No, non si preoccupi. Mi sembra che anche qui è il pubblico ministero che ha chiesto di sentirla, quindi cominciamo con le domande sue. Tanto Sama non lo mettevo in dubbio che ero io che l'avevo chiesto. Della vicenda di cui ci occupiamo, mentalmente l'ho ripartito in 3 gruppi: defiscalizzazione, chiusura Enimont, contribuzione elettorale 92. Questi sono i 3 grossi gruppi della questione. In questa deposizione vorrei cominciare a focalizzare un attimo meglio l'aspetto della San Serafino innanzitutto. Perché? Ecco, le faccio la prima domanda. Le risulta che la San Serafino è stato un contenitore da lei usato o da altri usato sul suo avallo per poter monetizzare e trasferire i CCT dello IOR? Categoricamente no. Allora spieghiamo cos'è la San Serafino e com'è nata. Prego. Dunque, la San Serafino, se non ricordo male, è stata costituita fine anno 1990, ecco. E fu lo strumento che utilizzai per impiegare una somma di denaro che avevo ottenuto dal dottor Gardini. L'importo è di 2 miliardi. Una cosa personalissima. È una cosa personale. Questa fondazione fu costituita con un duplice scopo: uno di carattere assolutamente personale, che se volete possiamo anche approfondire, anzi approfondiamolo subito. Approfittai della conoscenza del dottor Bisignani e di Monsignor De Bonis, che fu colui che si occupò della costituzione di questa fondazione, che ha scopo religioso, tant'è che i proventi, diciamo gli interessi, sono stati poi devoluti realmente in beneficenza. E questa fondazione fu costituita anche proprio perché avevo bisogno di risolvere un mio problema personale, in quanto desideravo sposarmi in Città del Vaticano, e quindi questo fu anche una delle cose che poi è avvenuto puntualmente, e questo è uno dei motivi che avevo fatto. In più anche che avevo i motivi per cui avevo realizzato questa fondazione. C'è poi anche un altro contenuto. All'epoca si parlava molto di ripartizione del capitale per numero di figli, era il progetto che il dottor Gardini aveva messo a punto per rivoluzionare l'assetto della famiglia, e la fondazione Serafino nel progetto di Rao Gardini era lo strumento di esproprio di Rao Gardini ai danni della famiglia, degli azionisti. In realtà questo credo che ormai si possa affermare con assoluta certezza, analizzando i documenti e sentendo anche i pareri degli esperti. Semmai dopo aver visto Berlini poi. Berlini addirittura è un capitolo a sé, che se vuole parliamo anche di Berlini. Andiamo sulla San No, andiamo con ordine. Quindi dicevo, fu anche un modo per contrapporre, diciamo, il progetto di Gardini con diciamo, come dire, con un mio sentimento nei confronti del progetto di Gardini. Nego o escludo categoricamente che sia stata
utilizzata per il riciclaggio, fra virgolette, dei CGT di Bonifaci. Se è stato fatto ex post e a mia assoluta insaputa. Ex post intendo dire è stato fatto risultare come se fosse stata fatta, ma non è stata fatta. Volevo dire proprio così. Esatto. Cioè una giustificazione per dire assolutamente sì. Dobbiamo dargli una veste formale a quella che è stata un'altra operazione. Assolutamente sì. Questa operazione invece di monetizzazione è stata portata avanti e gestita tutta da chi? Beh, è stata portata, il tramite è stato certamente Luigi Bisignani, che è quello che ha messo in contatto Sergio Gusani con Monsignor De Bonis e quindi con la banca. Quindi l'attività di monetizzazione del denaro è un'attività portata avanti da Bisignani, Gusani e De Bonis direttamente con lo IOR senza passare attraverso la Serafino? Per quello che sono a conoscenza io, assolutamente sì. Se va bene. E invece la Serafino è... Che cos'è questa Fondazione Serafino? Mi spiego. Lei ci ha messo 2 miliardi, ha detto. Perché è andata a metterlo proprio allo IOR? In che cosa consiste la fondazione? Mi spieghi la storia degli interessi, di chi ci guadagna sugli interessi, di chi non ci guadagna, eccetera. No, io non so come funziona, le posso spiegare il mio caso personale, ma questo era stabilito anticipatamente, nel senso che innanzitutto per un problema di assoluta riservatezza, in aggiunta anche ai 2 motivi che prima ho specificato, soprattutto il primo di carattere personale. In secondo luogo era stabilito fin dalla Costituzione che gli interessi e l'eventuale utilizzo o speculazione sulle monete andavano a beneficio della Chiesa, diciamo. In definitiva è questo. Quindi io ho messo quella somma e ho ritirato quella somma. Da una parte lei aveva così creato un salvadanaio in un posto, come se fosse sotto il mattone, perché non produce interessi. Dall'altro tutti gli interessi o gli investimenti erano a beneficio della Chiesa. Assolutamente sì. Okay. Bisignani, a lei ha mai parlato con Bisignani del fatto che della monetizzazione dei CCT, del perché avveniva fatta questa monetizzazione dei CCT attraverso lo IOR? Questo l'ho anche detto più volte, non solo con Bisignani, c'è stata ad un certo momento l'esigenza di trasformare da CCT in denaro. Sì, ma voglio dire, con Bisignani potrebbe aver detto, mi ritrovo questi CCT che mi ha lasciato in eredità mio padre, oppure potrebbe aver detto, vanno a monetizzare questi denari perché abbiamo da far fronte a delle spese, eccetera, eccetera. Non mi risulta proprio che io abbia parlato con Bisignani in questo senso. Qual è il motivo per cui a Bisignani ha spiegato qualcosa di questi pagamenti che dovevano essere fatti? Quali pagamenti, scusi? I pagamenti del Tangentone Enimo? No, assolutamente. E Bisignani perché ha fatto tutto questo lavoro così? Molto probabilmente perché aveva la possibilità di introdurci presso la banca. Quindi... Sì, ma lei stesso mi ha detto che non sarebbe stato fatto attraverso la San Serafino. Bisignani ci dice che è stato fatto attraverso la San Serafino. Allora, un modo di cui siete in disaccordo, comunque un modo così riservato, comunque un modo così occulto, perché Bisignani aveva bisogno di utilizzare questo modo e non andare al primo sportello per strada per cambiarli? Credo per un motivo di assoluta riservatezza. Allora Bisignani avete dovuto spiegare la riservatezza. In origine assolutamente sì, ma lei mi ha chiesto se gliel'ho spiegato io l'esigenza. No, ma voglio dire, Bisignani era a conoscenza. Eravamo certamente a conoscenza, sia io, e mi ci metto per primo, Bisignani e Cusani, della necessità di dover, oltre ovviamente a chi era il mandante di questo progetto, che era il dottor Gardini. Sì, eravate tutti a conoscenza di che cosa? Che dovevate pagare del denaro al sistema dei partiti? Assolutamente sì. No. Voglio dire, ne era a conoscenza anche Cusani? Certo. Ne era a conoscenza anche Bisignani? Certamente sì. Ecco. Non avevo capito la domanda. Era qui che volevo arrivare. No, non era questa la domanda. E quindi, a mio avviso, su questa questione, quindi su come stati poi i rapporti con il Vaticano, il Vaticano l'ha portato avanti direttamente Bisignani o Cusani, comunque non lei. Io per esempio ho sentito anche a questo dibattimento, non ho mai incontrato il Monsignor De Bonis se non alla presenza di Bisignani. Non ho mai avuto degli incontri personali, anche perché poi Luigi Bisignani mi ha aiutato. Ma quando avete fatto questi incontri con De Bonis, l'avete fatto soltanto per le sue questioni o anche per la questione dei CCT? No, soltanto per le mie questioni. Quindi tutta la questione dei CCT è una questione che ha riguardato direttamente Bisignani? Assolutamente sì.
quale era al corrente della ragione per cui avveniva, e cioè del pagamento del tangente Enimont. Assolutamente sì. Cosa? Assolutamente no, sì. mi sono distratto, non ho sentito cosa ha detto. Scusi. Ha già risposto. Sì. Cambiamo discorso, defiscalizzazione. Cioè torniamo alle origini. Lei, che cos'era? Sappiamo tutto. La prima volta che viene a conoscenza che in relazione alla defiscalizzazione possa essere stato pagato qualcosa, lo dico perché lei l'ha già detto, che quando ne è venuta a conoscenza la prima volta? Nel 1993, nel mese di maggio o di giugno, in un'occasione di una visita che il dottor Cusani ed io abbiamo fatto a Losanna nell'ufficio del dottor Giuseppe Berlini. Eravate andati là a fare che cosa? Eravamo andati a Losanna, il dottor Cusani ed io, perché il dottor Cusani aveva parlato al telefono con il dottor Berlini. Il dottor Berlini era molto preoccupato dell'indagine che la Procura di Milano stava facendo sui suoi conti, sentiva l'esigenza di parlare con una persona di fiducia, quale poteva essere il dottor Cusani o comunque una persona che riteneva di buon senso o di intelligente e addirittura in quell'occasione mi ricordo che il dottor Berlini disse al dottor Cusani se poteva farsi accompagnare da un avvocato italiano proprio per studiare la situazione, oltre ovviamente a me, perché il dottor Cusani disse ma potrebbe essere l'occasione anche di incontrare Carlo Sama, che ha le stesse tue esigenze, nel senso che io, all'epoca amministratore delegato della Ferruzzi e della Montedison, avendo deciso di sbiancare tutta la contabilità per i motivi che abbiamo spiegato, avevo l'assoluta necessità di sapere che cosa significava l'altra faccia della luna, che era appunto il voglio dire, in quel periodo, quindi quel giorno, quando siete andati là a parlare con Berlini e poi tutti i discorsi che vi siete fatti tra di voi dopo, erano discorsi che vi stavate facendo in termini di verità e di sbiancare anche le vostre idee, insomma. Non è che qualcuno stava mentendo in quel momento. Questo non le posso dire, le posso parlare per me, non posso parlare certamente per gli altri. altri. Che ha avuto? L'impressione che ho avuto è che per la prima volta il dottor Berlini, preoccupato della situazione, abbia fornito dei dati che sono stati estremamente utili anche per ricostruire poi mentalmente gli avvenimenti. Quindi le è sembrata una persona sincera? Assolutamente sì. Sicuramente lo era sincero Cusani o non lo era? Sincero in tutti i discorsi che avete fatto allora e subito dopo nel ritorno? Poi ci arriviamo. Sulla credibilità del dottor Cusani le ho già detto in epoche non sospette che ritengo che sia credibile al 100%, soprattutto su queste vicende. Okay. E quindi mi interessava questo cappello per andare al contenuto. Benissimo. Berlini vi fa presente alcune situazioni particolari, per esempio vi parlò di Bragiotti. Berlini ci fece presente una serie di problemi, parlò del dottor Enrico Bragiotti, al quale avrebbe versato 50 milioni di dollari. Per la prima volta disse 50 milioni di dollari, per quello che era a mia conoscenza. Vuole che aggiunga? Allora ricomincio da capo, perché non mi piace cominciare da Bragiotti, se non mi dispiace, nel senso che il primo argomento fu quello di capire, e la domanda fu diretta al dottor Berlini, se aveva tenuto distinte le contabilità della famiglia Ferruzzi e del gruppo Ferruzzi. La risposta fu no. E dissi questo è grave, perché in questo momento ci crea non pochi imbarazzi, ma il mio ruolo in quell'occasione fu estremamente accorto, nel senso che non volevo fare molte domande al dottor Berlini, volevo ascoltare quello che doveva dire, anche perché temevo che le mie domande o le mie puntualizzazioni potessero in un qualche modo farlo chiudere a riccio. Seppi per la prima volta che la famiglia nel 1989 aveva disponibilità, e per famiglia intendo Arturo, Alessandra e Franca, per 113 milioni di dollari, ed erano i proventi ed erano ciò che era rimasto dell'eredità di Serafino ai fratelli gestiti da Berlini. Perfetto, un attimo solo. No, mi perdoni, scusi. Che nel 1988, quindi l'anno prima, era di 170 milioni di dollari, non spiegò il motivo della differenza da 170 a 113 nello spazio di un anno. Aggiunse, oltre a questa informazione che per me fu importantissima, aggiunse
che aveva consegnato, aggiunse, perché lo aggiunse? Perché ci vuole bisogna spiegare perché lo aggiunse. Lo aggiunse perché lo sollecitai a ricostruire la contabilità della famiglia e del gruppo Peruzzi e si interrogò a questo proposito sul fatto di come imputare i 50 milioni di dollari a Bergiotici. Come segno i 50 milioni di dollari a Bergiotici? Certamente non li posso addebitare al gruppo perché dice non si può compromettere per esempio il dottor Bragiotti. Questo è il ragionamento, quindi parlò dei 50 milioni di Bragiotti, parlò dei 30 miliardi dati a Varasi in occasione della cessione del pacchetto delle Montedison nel 1987, 88 non mi ricordo, anzi 89. E parlò anche di contribuzione al sistema dei partiti? Parlò, riferendosi al dottor Cusani, di 2 erogazioni di denaro dal suo sistema al dottor Cusani tramite il dottor Gardini nel 1987 e non fornì dettagli. Tant'è che il dottor Cusani, ricordo perfettamente che chiese, non negò la circostanza, ma chiese dettagli sulla causale. Anche perché subito dopo aggiunse il dottor Berlini che aveva erogato nel 1989 una seconda considerevole somma di denaro sotto la voce di defiscalizzazione. Il dottor Cusani, ricordo che in quell'occasione sull'importo fece qualche osservazione, non contestò l'argomento, ma fece qualche osservazione sul denaro, dicendo che non gli tornavano i conti. Chiese al dottor Berlini di dargli maggiori ragguagli, il dottor Berlini si impegnò di dare tutte le delucidazioni del caso, ma le avrebbe dovuto ricostruire e non li aveva con sé, non li aveva dietro. Finito il discorso, altro si è detto con Berlini su questa storia del denaro 89? Con Berlini mentre stavate a Losanna? Lei sta parlando della defiscalizzazione? Defiscalizzazione, sì. Sullo specifico argomento non mi risulta che... Finito... Mi risulta però, prego, su questo argomento, visto che il dottor Berlini mi pare che in questo dibattimento abbia dichiarato che il sottoscritto era a conoscenza o che ebbe la sensazione che io potessi essere a conoscenza. Voglio spiegare che non ero a conoscenza e i motivi sono: non ero a conoscenza di quanto era accaduto, ma certamente la mia indifferenza potrebbe anche averlo convinto. Non ho chiesto spiegazioni per i motivi che ho detto prima, non volevo assolutamente creare in Berlini motivi di chiusura a riccio. Però, finito l'incontro con Berlini, ci riavviamo verso Milano. Parla tu che parlo io. Cusani ed il sottoscritto rientrammo a Milano, facemmo il viaggio assieme, parlammo e commentammo le varie informazioni, queste che ho detto e qualchedun'altra meno importante. Le commentammo positivamente perché anche il contributo che quel giorno Berlini dette fu in un certo senso di collaborazione, quindi io ero personalmente soddisfatto. Chiesi anche sulla defiscalizzazione, chiesi se realmente erano stati pagati e a chi erano stati pagati. Il dottor Cusani mi disse che erano stati pagati alla DC, al Partito Socialista e al Partito Comunista. Glielo disse Cusani questo? Me lo disse il dottor Cusani. Le spiegò anche qualcosa in più Cusani di questa sua sicurezza? Certo. Dimostrai sorpresa sul fatto del Partito Comunista, mi ricordò alcuni episodi che l'avvocato Spazzali mi ha ricordato nella precedente udienza circa alcuni incontri che facemmo con il dottor Gardini. Mi spiegò anche alcuni particolari a dimostrazione del fatto che questo era realmente accaduto. Sì, ecco, ce lo spiega anche a noi. Mi spiegò che non aveva partecipato all'incontro, ma che il dottor Gardini gli disse in un'occasione di un incontro che avrebbe dovuto fare con gli esponenti del Partito Comunista a Roma di preparargli una somma pari ad 1 miliardo di lire, cosa che il dottor Cusani disse se ne era occupato personalmente. Con chi si doveva incontrare a Roma col Partito Comunista? Le disse anche Cusani che Gardini...
non so con chi si è incontrato, ma non so in relazione se No, è no, possibile... io ho fatto due questioni diverse, scusi, non vorrei fare saltare due fossi con La una domanda volta. è, le dico la risposta se ho capito la domanda. Non so Ormai a chi non ha sono bisogno stati più neanche che le consegnati. faccio le domande io lei. Non Prego. so a chi sono stati dati. La domanda è: se Cusani le disse di essere, che era sicuro che era avvenuta la contribuzione, innanzitutto. Dottor Così Cusani le disse. mi disse che era sicuro del fatto che aveva consegnato al dottor Gardini 1 miliardo di lire, che il dottor Gardini gli disse che servivano appunto per il Partito Comunista. Mi parlò anche delle circostanze all'epoca o successivamente dopo, nel senso che glieli fece avere il dottor Cusani personalmente e che il dottor Gardini lo mandò a prendere con il suo aereo personale a Milano. Mi disse che fecero il viaggio a Roma con un esponente della cooperazione che era stato attivato proprio in un tentativo di riavvicinamento del dottor Gardini e del Partito Comunista, perché all'epoca... Ma il viaggio di Cusani era il viaggio con il miliardo in mano? Sì. Per intenderci, no? All'epoca vorrei anche parlare un po' dell'aspetto generale, nel senso che il dottor in ballo all'epoca c'era il discorso della defiscalizzazione. Doveva essere approvato alla Camera, perché siamo nel 1989, doveva essere trasformato il disegno di legge sulla defiscalizzazione. Ricordo che il governo aveva, per mantenere fede all'impegno preso con Gardini, varato un decreto reiterato 2 volte successivamente, ma si era in attesa dell'approvazione della trasformazione in legge del disegno di legge alla Camera. Il 21 dicembre non fu approvato per mancanza di numero legale e, per quello che capisco io, quando c'è un problema di mancanza di numero legale è da imputare alla maggioranza e non all'opposizione. Ma a questo proposito ricordo anche, perché fui testimone in quanto ero capo della segreteria del dottor Gardini, che il dottor Gardini incontrò più volte l'onorevole Formica su questo argomento. All'epoca Formica era ministro delle finanze e il ministro Formica rassicurò il dottor Gardini del fatto che il Partito Comunista, una parte importante del Partito Comunista, avrebbe appoggiato la defiscalizzazione anche alla luce del fatto che alcuni emendamenti, disse così il dottor Gardini all'epoca, erano di interesse del Partito Comunista, in quanto la legge sulla defiscalizzazione passava non come un aiuto pro Enimont, ma un aiuto pro Enimont e anche ne potevano beneficiare anche altre aziende. Questo è il discorso della defiscalizzazione per non averlo vissuto direttamente. Ebbi poi modo. Un attimo solo, scusi, un attimo solo, poi ci arriviamo all'altro modo. Da come ha potuto ricostruire, quindi il periodo era il periodo immediatamente antecedente al momento in cui le Camere dovevano approvare il decreto, dovevano convertire il decreto. Ma tutta la defiscalizzazione è precedente, non può essere successiva. No, aspetti un attimo, scusi, non ci interessa capire. Lei ha detto la data fondamentale in cui invece poi chi doveva andare in aula non ci è andata, era il dicembre che già... 21 dicembre 1989. Il 21 dicembre 89. mi pare. Allora vuol dire, questa storia di questo viaggio con l'aereo, con Cusani eccetera, è una storia che dovrebbe essersi verificata quindi dopo il decreto e prima dell'approvazione del tentativo di approvazione nella Camera. Le rispondo in un altro modo. Antecedenti il 21 dicembre 1989. Ma a noi ci interesserebbe qualcosa in più. Se cerchi di stare con me. C'è una data in cui viene emanato un decreto, entro 60 giorni deve essere convertito. Per come gliel'ha raccontata Cusani, per come ha avuto modo di ricostruirle, era già stato emanato il decreto o non ancora era stato emanato il decreto? Certamente il decreto era già stato emanato. Per noi è importantissimo, sapessi quando. Scusi per non confonderci noi, una cosa è il decreto che deve essere convertito in 60 giorni. Nel dicembre del 1989 si sta discutendo invece di un disegno legge che deve diventare legge e quindi passato la commissione bicamerale, c'è in aula. Cioè il problema è che noi dobbiamo cominciare a avvicinarci. Il disegno legge che è stato approvato dal governo e va in aula per diventare legge, che è cosa diversa. Allora, vediamo se riesce a focalizzare un passettino alla volta. questo viaggio in aereo. Un passettino alla volta.
ci sono stati prima dei decreti, diversi decreti che non sono stati convertiti, ricorda questo? Certo, 2 mi pare. Ecco. Poi a un certo punto fu fatto un disegno di legge. Il disegno di legge è stato fatto contemporaneamente. Io adesso non ricordo le date, ma è facilmente ricostruibile, cioè non è che il disegno di legge insomma, sia intendo stato... dire, vediamo di arrivare a quando noi parliamo del dicembre 22 dicembre 89, in cui sarebbe avvenuto, in cui non sarebbero andati in aula quelli della maggioranza, Ho scritto solo 21. il viaggio dell'aereo può essere avvenuto anni prima, mesi prima, 1 o 2 mesi prima. Mesi prima, ma non ci sono dubbi. Anni prima non è possibile, mi scusi. Allora, prima dell'estate o dopo l'estate? Fa una domanda alla quale so rispondere. Io immagino e quindi posso anche sbagliarmi, che possa essere accaduto nell'autunno del 1989. Ecco. Ricorda, già che l'ha fatta anche questa parte, ricorda anche che aereo ha preso, magari ricostruendo l'aereo. Sembra incredibile, ma a noi serve quella data. Che le ha parlato, era un aereo del gruppo? Il dottor Gardini era solito, viaggiare con il suo aereo cosiddetto personale, che era un Falcon 900. Ecco, ma... Possiamo chiedere anche al dottor Cusani se c'è tutta la ricostruzione dell'aereo, ma non glielo so dire. Lo vorrei fare. Il dottor Gardini di solito usava il suo aereo personale, che era un Falcon quella 900. volta noi stiamo parlando di un aereo in cui Cusani con un esponente della cooperazione sarebbe andato da Milano a Roma. C'era anche Gardini quella volta? Certo, ma lui andò a incontrare Gardini, cioè Gardini lo mandò a prendere perché gli serviva. Non è che Cusani abbia accompagnato il dottor Gardini, serviva soltanto il miliardo. Allora Cusani doveva partire da Milano col miliardo e doveva portarlo a Roma, perché Gardini lo doveva portare a Forlì, al dottor Gardini, dove il dottor Gardini saliva. Ecco. Da Milano a Forlì come è andato Cusani? Con l'aereo? Con l'aereo del dottor Gardini. Ecco. Già una cosa non le so dire qual è l'aereo. Ne aveva vediamo adesso di Gardini, tutti questi. Faremo un lavoro in mano, ma cercheremo di farlo. Insieme a Cusani chi ci è andato? Tra Milano e Forlì? Per quello che mi disse il dottor Cusani non credo nessun altro. Mentre da Forlì a Roma chi sono andati? Lei mi ha detto è stato fatto... Credo che il dottor Cusani abbia accompagnato il dottor Gardini a Roma. E comunque c'era qualche altra persona? L'ho detto prima, il dottor Cusani mi disse che sull'aereo c'era questo signore di cui lui non ricordava il nome, ma che io ho pensato potesse essere Ennio Tassinari, una delle persone a cui lui si era rivolto, o meglio, a cui il dottor Gardini si era rivolto insieme all'ex sindaco di Ravenna Mauro Dragoni, nel tentativo di dare un contenuto, diciamo, al progetto chimico diverso, nel senso che il dottor Gardini, come ho già spiegato nella volta precedente, poteva benissimo telefonare al segretario del Partito Comunista, ma desiderava dargli un contenuto diverso, cioè la base mi accompagna. La base del Partito Comunista, che rappresentate da Dragoni e Tassinari, che erano personaggi rappresentativi di quella Tengo zona. Presente che ricordo che a Ravenna c'è un impianto ex Enimont particolarmente importante che dà lavoro a parecchie migliaia di persone, quindi ecco il senso che il dottor Gardini voleva dare. Nell'Enimont c'erano 70 impianti come quello di Ravenna. E quindi si fa accompagnare a Roma. Punto. Non sappiamo più di questo denaro. Lei sa, a Roma, accompagnato da Tassinari o da Dragoni, Gardini, chi ha incontrato per i problemi io non sto dicendo per i problemi del denaro, chi ha incontrato Gardini per parlare di defiscalizzazione? Il dottor Gardini posso dire che in più di un'occasione ha incontrato l'onorevole Occhetto, sicuramente. In quel periodo? In quel periodo. Accompagnata anche da Dragoni o Tassinari? Ritengo di sì, ma non sono sicuro, in questo senso. Il dottor Gardini non aveva bisogno di farsi accompagnare e non era solito farsi accompagnare, ma il dottor Gardini voleva utilizzare queste due persone per i motivi che le ho detto prima, per creare l'aggancio e per dare un contenuto in più, quindi non le posso dire se il dottor Gardini si è fatto accompagnare in quell'occasione da altre persone. Posso dire che ho accompagnato io il dottor Gardini in una cena di lavoro dove si parlò molto di chimica, non escludo che si possa essere parlato anche di argomenti tipo defiscalizzazione o quant'altro con l'onorevole D'Alema, ma l'argomento fu di carattere industriale. Noi dobbiamo allora cercare di capire.
Facciamo prima un altro salto. Lei, dopo aver saputo tutto questo da Cusani, si è trovata a rincontrare Gardini. Ne ha parlato di questa storia con Gardini? Certamente. Il dottor Gardini si dimostrò particolarmente seccato della mia visita a Losanna dal dottor Berlini, anche perché all'epoca il dottor Gardini ed io ci incontravamo abbastanza di frequente per tanti altri argomenti. Commentai con il dottor Gardini alcune di queste posizioni, non ultima la defiscalizzazione, e mi confermò integralmente tutto quanto il dottor Berlini mi aveva detto, compresa la defiscalizzazione. Anche il dottor Cusani gli aveva detto, gli confermò. Stavo dicendo, e anche ciò che mi disse il dottor Cusani a proposito del Partito Comunista. Ecco, e in tutta questa cosa, voglio dire, Gardini quel giorno chi ha incontrato? Guardi, lei mi può far girare la domanda in tutti i modi, però io... La curiosità gli è venuta pure a lei, però. Io non la posso aiutare in questo senso. Lei ha avuto tanta curiosità di domandare l'uno, domandare l'altro, addirittura l'aereo che ha preso, che c'era Tassinaggio, alla fine, e chi era che ci stava dall'altra parte del tavolo? No, non mi perdoni. È chiaro, no? No, ma non passa in questo senso. Io ho avuto la curiosità di ricostruire l'altra faccia della Luna, in quanto ho motivi di ritenere che su questa vicenda si siano date le più scandalose versioni, e mi riferisco alla vicenda Berlini, che mai si potessero ascoltare. Quindi la mia curiosità era quella. Ovviamente c'è stata anche la curiosità di capire come aveva Gardini amministrato certe situazioni, ma non è andata oltre a questo, cioè non mi importava sapere chi li aveva presi, anche perché ero sicuro che il dottor Gardini non me l'avrebbe detto, perché le ho anticipatamente spiegato che ma il con dottor Cusani Gardini ne avrà parlato. era molto seccato, ma il dottor Cusani molto probabilmente non lo sa, lo potrà immaginare, ma non lo sa. Forse sa quello che gli ha detto Gardini, ma è una domanda che lei deve fare al dottor Cusani, perché io non gliel'ho fatta. Allora vediamo di capire chi del Partito Comunista all'epoca era interessato a cosa. Rispieghi un attimo come funziona quella storia del si va in aula, non c'è il voto e quindi il PC voleva essere a favore, eccetera. Fu un avvenimento in un certo senso scandaloso, perché se non ricordo male, ma non credo di ricordare male, l'approvazione eventuale del disegno di legge avvenne dopo altri due argomenti che dovevano essere posti in votazione. Il numero legale era presente per i due precedenti casi. Improvvisamente, quando si trattò di parlare dell'approvazione di questo disegno di legge, il numero legale sparì. Sparì l'opposizione, ma soprattutto sparì la maggioranza. Tant'è che ci furono... Perché lei dice, anche se sparì l'opposizione, comunque la maggioranza faceva numero. Ma l'impegno di governo era costituito dai partiti che costituivano la maggioranza nel Parlamento, cioè l'impegno di governo sull'approvazione del disegno di legge e quindi sulla possibilità di sospendere... E perché sparì la maggioranza? Questa è una domanda che forse... Voleva responsabilizzare l'opposizione per questa... No, secondo me c'era... come ho più volte sostenuto, l'assoluta volontà da parte della maggioranza di non agevolare il dottor Gardini nel progetto di privatizzazione, perché di fatto quel progetto nacque come una privatizzazione della chimica italiana e quindi non c'era alcuna volontà di consentire al dottor Gardini di realizzare il suo progetto. Nonostante l'opposizione ovviamente lasciò la responsabilità alla maggioranza, perché fu già un grande contributo quello. L'opposizione molto probabilmente poteva essere convinta che in quell'occasione il disegno di legge sarebbe stato approvato, invece ci fu questo colpo gobbo da parte del parlamentari rappresentanti del partito di maggioranza, perché non ci fu il numero legale, nonostante solleciti inviti del Presidente della Camera dell'epoca a rientrare in aula, perché erano fuori, non è che fossero tanto lontani. Altre due cose. Chi sono più concretamente Dragoni e Tassinari? Secondo me due turisti, nel senso che stavano passando per caso. Non crede fanno i turisti, cosa fanno? No, l'uno è sindaco e l'altro è rappresentante. L'uno è sindaco di dove? Di Ravenna. Il primo
Mauro Dragoni è stato ex sindaco della città di Ravenna. All'epoca era sindaco di Ravenna nel Sì, 89. un buon sindaco. Del Partito Comunista. Prego? Del PC era. Rappresentante del Partito Comunista. Tassinari? Il signor Ennio Tassinari era un esponente di spicco della cooperazione locale, mi pare Cioè che fosse era un all'epoca- dirigente delle Sì, cooperative. era direttore generale, credo che questa sia la carica che aveva, di un'importante cooperativa, di un'impresa edile, di una grande impresa edile. Facente parte delle leghe delle cooperative. Prego? Facente parte della Lega delle cooperative. Sì, facente parte della cooperativa. Io, dal momento che ho citato questi due signori, mi perdoni, vorrei essere particolarmente chiaro. Quando prima dicevo sono due turisti, nel senso che il dottor Gardini certamente voleva dare quel contenuto che le ho detto, utilizzando Tassinare e Dragoni. Erano due persone che rappresentavano, facevano parte di quel mondo, erano molto vicini alla base, perché il sindaco e il direttore di una cooperativa è vicino alla base, quindi voleva dire all'opposizione, attraverso questa richiesta, diciamo, attenzione, perché poi in fondo non fai gli interessi del tuo partito. Diciamo la cosa al contrario, siccome qui viaggiava 1 miliardo sull'aereo, i destinatari potevano essere questi, Del Gardini trattava con persone di questo genere? Assolutamente no. E allora chi poteva essere? Voglio dire, Gardini quando trattava queste cose, le trattava con i portaborse o con capo in testa? Io non rispondo alla sua provocazione, ma rispondo in generale, nel senso che Gardini parlava sempre con i massimi rappresentanti del mondo politico, non l'ho mai visto parlare con altri, insomma, su questo ci... Ma all'epoca chi erano questi? Allora, cambiamo il discorso ancora. Chi erano all'epoca i massimi rappresentanti del PC con il quale avete dialogato di defiscalizzazione? Attenzione, non parlo di soldi, con il quale avete dialogato di defiscalizzazione. Io le ho detto non sono mai stato presente, sono stato presente ad un solo incontro, so che il dottor Gardini ha incontrato, come le ho già detto più volte, anche in questa occasione, con il segretario del Partito Comunista che è l'onorevole Occhetto. Perfetto, basta così. Dialogato. Allora, d'accordo, Sì. La parte civile? Buongiorno dottor Seme. Attraverso la fondazione sono mai stati fatti pagamenti a beneficio di giornalisti? No. E non attraverso la fondazione? Non lo so, ho già spiegato, non lo so, non mi ricordo. Cioè lei non può escludere o può escludere che con fondi di provenienza Montedison o di società appartenenti al gruppo siano stati fatti pagamenti Non lo a favore escludo. di giornalisti? Però non ne sa nulla. Non mi ricordo. Grazie. La difesa? Sì. Allora? Avvocato Spazzani. Senta, voglio fare innanzitutto, se il Tribunale non è in disaccordo, qualche domanda sulla questione di cui abbiamo parlato con Garofano poco fa, cioè di questo affare ISBI, che sappiamo che si conclude verso il luglio 91, ma in luglio 91 si conclude anche, credo, la vicenda dei rapporti fra Gardini e il resto della famiglia. Innanzitutto questa domanda. La vicenda ISBI, fin dall'inizio, fin dal momento in cui si forma un nucleo sociale con conferimento di altri enti, Buffetti, PSOA. Non riesco a sentire, scusi, ma è colpa mia. No. Questa vicenda ISBI, fin dall'inizio, una storia vecchia rispetto alla chiusura del 1991, cioè l'atto in cui si forma un nuovo nucleo societario, con il conferimento di altre società, c'entra la Buffetti, l'Ipsoa, la vostra quota Rizzoli, e quindi come soci Barasi e Cavassi. Questo affare fin dall'inizio alla fine è un affare fra soggetti privati o in qualche modo ha rapporti o legami con il sistema dei partiti, con la necessità di costorica di doversi ingraziare ancora una volta i partiti. Per quello che mi risulta è un fatto fra privati.
Quindi l'inizio di questa società è la sua conclusione. Assolutamente sì. Non ha implicazione di ordine politico, quindi non ha interventi o interessi. Per quello che mi risulta lo escludo in modo categorico. La seconda domanda, anche questa piuttosto semplice, è la seguente. Nel luglio del 1991, dopo alterne vicende, Cabassi e Varasi escono da questa compagine e il complesso, quello che resta di questa compagine, viene assunta dal gruppo Ferruzzi. È così? Sì. E naturalmente si tratta di liquidare le posizioni di Varasi e di Cabassi se escono dalla compagine sociale. Certamente. Mi risulta che qualcheduno di voi si doveva assumere l'impegno di liquidare, se mai ce ne fosse stata, una parte in nero del valore delle azioni di Cabassi e di Varasi. Allora, le rispondo in questo modo. Non mi sono personalmente interessato di questa vicenda e nulla so. Non voglio però essere ipocrita, conoscendo soprattutto le dichiarazioni che ha fatto qui all'udienza che mi ha preceduto il dottor Berlini, dove dice che mi ha informato di un pagamento in nero dalla Montedison, mi pare a Varasi. Escludo nella maniera più assoluta che il dottor Berlini mi abbia informato di questo vicendo e, se sarà anche necessario, sono pronto a spiegare alcune vicende. Le dico però, per non essere ipocrita, che potevo averlo intuito, questo sì, ma nessuno mi ha raccontato, chiesto autorizzazioni. Perché effettivamente crediamo di sapere che effettivamente, seppure erronea l'indicazione di Berlini quanto al conto attribuito a Varasi, ma noi crediamo anche qui di sapere che si trattava di denari di Cabassi, che i denari sono stati effettivamente corrisposti, e non solo attraverso il sistema Berlini, a Varasi e a Cabassi. In questo caso, chi aveva l'impegno di onorare una differenza anche in nero in favore di Varasi o Cabassi? Avete mai discusso questo con Gardini, per esempio? Sono più esplicito. Certamente il dottor Gardini. Certamente il dottor Gardini, perché era quello che a quell'epoca gestiva operativamente il gruppo. Che poi abbia utilizzato l'ingegner Garofano o qualcun altro, un altro discorso, però operativamente è il dottor Gardini, anche lei prima ha citato il caso Rizzoli, per esempio, era un argomento che al dottor Gardini interessava moltissimo, non tanto l'ISMI ma quanto la partecipazione che l'ISMI deteneva nella ricerca. Ecco, vi chiedo questo perché siamo sempre nel luglio del 1991, siamo verso la fine della vicenda complicata dei rapporti fra la famiglia Ferruzzi e Gardini, e quindi siamo anche al momento in cui bisogna fare delle valutazioni complessive di ciò che compete a Gardini e ciò che invece non gli compete, ma anche siamo al momento di liquidare delle posizioni in sospeso. Certo. Cioè voi, la domanda in questo senso è formulabile, voi vi siete premurati di dire non lasciarci in piedi vicende che sono più tue che nostre? Ma guardi, Avvocato Spazzali, è ancora un po' più complicata di come dice lei. Certamente l'operazione ISMI è un'operazione che nasce da lontano, non è che sia nata nel luglio del 91, è nata molto probabilmente, vado così a ricordi e posso sbagliare, certamente è nata all'inizio del 90 la decisione di, all'inizio del 91 la decisione di sciogliere il sodalizio, o addirittura anche in precedenza. È un argomento che, come dicevo, se ne è occupato direttamente il dottor Gardini, ma ricordo, non per chiamare in causa nessuno, ma ricordo che all'epoca l'amministratore delegato, l'operativo diciamo che aveva il più alto in grado era l'ingegner Garofano, colui che poi in un certo senso accompagnava tutta l'operazione, quindi era l'ingegner Garofano che era nelle sue disponibilità poter liquidare le pendenze,
Certo è che chiedemmo noi, componenti la famiglia, all'ingegner Garofano e non solo, ma al management, di liquidare tutte le questioni, quindi di dividere che non rimanessero delle questioni risolte dopo, dopo la divisione con Gardini. Assolutamente sì. Ora io le voglio fare delle domande, l'ultima sarà semplicissima, ma un pochino più complicata, perché è interesse della difesa dimostrare qualche cosa, che al Tribunale risulterà facile da capire. Quando è venuto qui l'ultima volta Berlini, io gli ho fatto qualche domanda in relazione a una serie di attività e ho ricevuto diverse risposte, e le faccio seccamente anche lei. In tutti i suoi rapporti che ha avuto recentemente, cioè prima della finale di partita del luglio del 1993, nei rapporti che ha avuto con Berlini, ha potuto accertare se Berlini ha acquistato con soldi della famiglia o soldi del gruppo non si sa più, delle barche di personale pertinenza di Gardini? Assolutamente sì. Lei sa grosso modo l'importo, il valore? Grosso modo. Non meno di circa 3 miliardi e 800 mila dollari. L'epoca 3 milioni, scusi. 3 milioni, ormai... No, pensavo di lire, scusi. No, 3 milioni, sì. 3 milioni di 3 dollari. milioni e 800 mila dollari. L'epoca? Due epoche distinte. 21 dicembre 1990. L'altra data non la ricordo, posso consultare se... Sì, avvocato, però la rilevanza, questi sono i rapporti tra i Ferruzzi e Gardini. No, c'è una rilevanza, come si vedrà anche nelle domande successive, e la posso spiegare senza nascondere niente, è che lungo il corso di alcuni anni, ma quello che mi interessa a me nel 90, 91, 92, Gardini si premurò di dotarsi di provviste di denaro personale che sfuggivano al controllo e della società e dei soci e del management qualche volta del gruppo, utilizzando canali diversi. Questa per me è una questione importante, perché loro apprezzeranno il significato di queste domande quando anche noi chiuderemo i nostri conti. Se però questo non è vero... Il fatto che le abbia poi impiegate in banca... No, infatti, la banca è la cosa più semplice. È un impiego fuori di controllo di una certa quantità di denaro. Una parte del tangentone si è presa lui, questi concetti di La questione importante è perché nonostante il fatto che poi venga impiegato per comprarsi una barca, prima di impiegarlo in un bene, si tratta di denaro, no? Comunque, questo è vero che è un impiego per un bene definito, però ci sono degli altri posti in gioco che non riguardano dei beni definiti. PM non si oppone. Lei sa, Berlini le disse, quanto fosse stato l'esborso o la richiesta di denaro liquido che Gardini chiese per la famosa questione della Coppa America, e sa se la somma indicatagli allora di Berlini sia diversa da quella dichiarata in udienza? No, so quello che ho ricostruito io, in base ai pochi documenti che sono riuscito a mettere assieme in queste ultime settimane o mesi. Il dottor Berlini dichiara che le spese della Coppa America, in un paio di interrogatori, anche qui al dibattimento, dichiara che è stata di 10 miliardi di lire, si dimentica di 26 miliardi e 500 milioni di lire. Si dimentica nel senso che non dichiara 26 miliardi e 500 milioni di lire. A proposito della Coppa America. Io non le chiedo di dimostrare questo, le chiedo soltanto di assumersi la responsabilità, perché domani Berlini potrebbe contestargli che la questionata non è vera. Lei crede di essere sicuro su questo piano? Sono pronto a discutere. 36 e mezzo, insomma. In totale. Quindi lei non sa se questa differenza che ha dichiarato adesso sia stata convertita per esempio in bozzelli dorati delle barche e in sagole, in platino, o non piuttosto semplicemente... So che una parte di queste, somme non dichiarate sono per esempio servito, per ricollegarmi alla sua prima domanda, per esempio a comprare una barca.
quella a cui facevo riferimento io il 20 dicembre del 1990. Però la destinazione non la sa tutta di questa differenza che è riuscito a ricostruire. Infatti è quello che mi piacerebbe sapere. Adesso faccio una domanda che non ha nessun riferimento, sempre a proposito della contabilità Berlini, nessun riferimento all'acquisto possibile di beni, ma soltanto a una differenza di prezzo e di valore cospicua. Lei ha già accennato la vicenda Bragiotti, la conosciamo anche noi, ce ne fosse un'altra sullo sfondo, ma è questa. Io ho chiesto a Berlini come mai fosse possibile che lui avesse dichiarato un utile nella compravendita delle azioni Paribas in una certa fase delle sue dichiarazioni e una perdita nella parte terminale delle sue dichiarazioni. Lei ha potuto ricostruire i movimenti delle azioni Paribas e può riferirci in questo senso in maniera sintetica? Dunque, signor Presidente, posso chiederle scusa e fare un passo indietro? Lei prima, se non ho capito male, ha detto all'avvocato Spazzali che la vicenda relativa alla barca poteva essere una vicenda collegata fra la famiglia Ferruzzi e la famiglia Gardini. Posso fare una considerazione mia su questo argomento? Perché secondo me non è così in questo senso. Che il dottor Berlini rappresenta il patrimonio della famiglia Ferruzzi e il patrimonio, della Montedison, ma non ha dato alcun dettaglio nello spiegare come ha impiegato la prima e la seconda. Allora, il dottor Berlini è venuto qui e ha fatto parecchi interrogatori, ma di fatto ha raccontato un sacco di cose, l'una in contrario dell'altra. Questo lo dico per onore della famiglia e soprattutto in considerazione dello sforzo, tra virgolette mi sia consentito, che sto facendo per tentare di riportare quella famosa dignità a cui ho fatto riferimento in precedenza in questo dibattimento sulla famiglia Ferruzzi. Quindi qui Berlini è venuto e ha raccontato un sacco di balle. Una delle balle, credo più clamorose, dico credo perché contrariamente alle barche che è lì e che, la cui contabilità è lì pronta ad essere, nell'eventualità che il Presidente del Tribunale la voglia accogliere, è lì a vostra disposizione, su questo è un po' più complicato perché il dottor Berlini non mi pare che collabori, tutt'altro. Allora, non c'è questa azione di rendiconto? Sì, c'è questa azione di rendiconto e le posso aggiornare su questo punto. I tre fratelli Ferruzzi hanno chiesto presso l'autorità giudiziaria elvetica il rendiconto della gestione dal 1979 al 1993. Il giudice istruttore ha intimato, il termine è improprio, mi perdoni, al dottor Berlini di tenere a disposizione la contabilità e di non distruggerla. Il 29 gennaio c'è stata un'udienza dove il giudice istruttore ha ascoltato le parti e si è riservato un certo numero di giorni per decidere. Posso dire però che la difesa, e cioè la difesa del dottor Berlini, ha prodotto una serie di articoli giornalistici, di articoli di giornale italiani, dicendo che è una strumentalizzazione da parte dei tre fratelli Ferruzzi perché lui ha sempre consegnato il rendiconto e quindi lui è a posto. Comunque lui il rendiconto al giudice svizzero non l'ha ancora... Non ha fornito però prove a dimostrazione del fatto che lui i rendiconti ne abbia dato. Questo è lo stato dell'arte, quindi il giudice si è riservato, credo, 10 giorni per decidere se consegnarci o permetterci di prendere atto quindi non sappiamo niente. Allora, per tornare alla domanda dell'avvocato Spazzali, per tornare alla domanda dell'avvocato Spazzali, io ho notato, mettendo in fila le dichiarazioni del dottor Berlini, che i conti non quadrano, nel senso che nel marzo del 1993, quando la Montedison aveva la necessità di sbiancare la contabilità di Berlini, perché lo voleva fare, io lo volevo fare, fornì il dottor Berlini a un mio collaboratore importante l'attivo che aveva in quel momento nelle sue mani.
l'attivo che aveva nelle sue mani ammontava a 117 milioni di dollari e 850 mila erotti. Da che cosa era fatto questo attivo? Da una serie di partecipazioni, io ho qui, gliele posso anche leggere. Fra l'attivo c'erano 521.000 azioni, le dico anche l'importo esatto, il valore dell'epoca, perché l'attivo era il numero delle azioni che aveva in possesso moltiplicato il valore delle Paribas, in questo caso dell'epoca. Quindi quella mattina, che è una mattina di marzo, lui aveva 521.000 Paribas per un totale di 40,06 milioni di dollari. Di queste 521.000 azioni del marzo del 93, il dottor Berlino ne fa menzione, ricorda solo un'operazione dubbia circa la consegna alla compagnia Monégasque di azioni, secondo il Berlini, a titolo di pegno su un credito che il Berlini, o un debito meglio, che il Berlini aveva nei confronti della compagnia Monégasque. Innanzitutto sono mie sensazioni, ma pongo il condizionale su questa operazione. Ma anche se fosse vera e avesse consegnato 89.000 azioni, e magari le ha consegnate, per carità di Dio, ma non sono convinto sul fatto che la Monégasque abbia chiesto il pegno su queste azioni, anche perché ritengo che uno come Berlini, scrupoloso com'è o meticoloso come vuole sembrare di essere, lo racconta, certamente lo dice a noi. Dice che consegna 89.902 azioni, ne mancano sempre 431.098 per un importo all'epoca di 33 milioni di dollari, 33.147.125 dollari. Non solo, ma facendo la somma di ciò che lui dice di versare alla compagnia Monégasque, facendo la somma di ciò che dice di voler consegnare alla Banque Verna, tutte le perplessità che ho sulla Monégasque le aumento all'ennesima potenza sulla Banque Verna, essendo socio di Rao Gardini, sommando anche quello che dice di aver consegnato al dottor Di Pietro Banco di Napoli, i conti non tornano, mancano sempre 47.633.873 dollari. Quindi l'operazione dei Paribas, secondo me, c'è sicuramente stata perché faceva parte di un progetto finanziario che il dottor Gardini voleva fare in associazione con altri importanti operatori economici di questo Paese. L'operazione è stata fatta. Ecco, ma voglio chiedere non sono assolutamente convinto tipo di operazione, delle una scalata? No, è successo questo all'epoca. François Poncet, che era il PDG di Paribas, era stato da poco insediato e aveva bisogno molto probabilmente di consolidare questa sua posizione di PDG, perché Paribas era stato oggetto di tentativi di scalate o comunque di scalate di potere. C'era un progetto che voleva costituire all'interno di Paribas un nocciolo duro, progetto dove la Montedison avrebbe certamente avuto un ruolo attivo con altre istituzioni, per esempio la Comit. Infatti all'epoca la triangolazione veniva Bragiotti, François Poncet, Jean-Marc Verna e Rao Gardini. Quindi questo era lo scopo, creare un nocciolo duro, ma anche contemporaneamente credo che potesse essere uno strumento, non dico per arrivare alla privatizzazione della Comit, ma quasi. Comunque c'era questo progetto e quindi le Paribas sono certamente state comprate. Però se sono state comprate, quanti pacchetti, e se dice 2 pacchetti bisogna che Berlini renda conto di queste 437.000 azioni. Ma se poi sono stati comprati 2 pacchetti, allora la parte civile, anziché chiedere questo, farebbe bene dei giornalisti, farebbe bene andare a vedere come mai nel marzo del 91 sono state comprate 800.000 azioni, per esempio di Paribas, e guarda caso sono state comprate da Verna. Ma questi qui non sono 100 milioni, sono 100 miliardi. Ecco perché sto dicendo, in tutta questa vicenda si è voluto prendere nel mezzo la famiglia Ferruzzi e c'è una strumentalizzazione sulla famiglia Ferruzzi degna delle migliori cause su questa vicenda. Senta, ma io volevo tornare a tirare la sua attenzione su un altro aspetto, cioè e che lei lo chiarisca al Tribunale.
A noi interessa in modo particolare come si sviluppa la storia negli anni 90, 91, 92. Ora, tutta questa operazione sulla Paribas, grosso modo, che avrà avuto anche un tempo più o meno lungo, si collocano entro questo arco di anni, 89, 90, 91, 92. L'operazione Paribas, che esiste nelle mani di Berlini un pacchetto di Paribas. Io ne vengo a conoscenza, lo dichiaro e mi assumo la responsabilità, il 16 luglio 1991. Le azioni erano 521.000. Berlini dichiara che ha fatto una minusvalenza valutabile dai 35 ai 40 milioni di dollari. Ho tanto di documento Scusi, che può è da luglio in comprare. avanti che si sviluppa tutta questa vicenda? No. Luglio 91 ha detto? Prima ha detto marzo. No, mi perdoni. Marzo 93. Perdoni, mi ha fatto un'altra domanda. Le ho detto che nel marzo del 1992 lui presenta un rendiconto dove ha 521.000 azioni Paribas. Nel luglio del 91 l'anno prima, io sapevo che Berlini aveva 521.000 azioni nel suo sistema, perché la divisione del dottor... Quindi erano rimaste in quest'anno. Ecco perché era questa questione. Sono 521.000 e non si sono mai mosse, però le ho aggiunto un particolare. In luglio del 91 lui dichiara che ha già una minusvalenza di 35-40 milioni di dollari. Ha capito cosa voglio dire? Perché il progetto, quello a cui avevo fatto riferimento, non si è realizzato e quindi il prezzo delle azioni era crollato, quindi lui aveva questa minusvalenza. Se non ricordo male, questa famosa conferimento, adesso forse mi sbaglio io, questo conferimento in denaro, questi 50 miliardi a Bragiotti, è sempre del 1990. Che cosa? Non ricordo più. Che cosa? 50 miliardi a Bragiotti nel 90. È del 90? Sì. È del 1990. Sì. Berlini dichiara che inizia nel 1989 con somme minori, ma il grosso viene dato nel 1990. Senta, ora le faccio un'altra domanda per noi rilevante. Lei ha raccontato una parte terminale del 1993, gli incontri con Berlini per chiarire quale fosse la situazione, ma anche contemporaneamente gli incontri con Gardini, perché c'era da verificare varie ipotesi di ripresa di contatti e accordi per far uscire Montedison da una situazione difficile. Io stesso avevo preso contatto col dottor Gardini, sì, sfruttando una richiesta che lui aveva fatto all'ufficio legale di Montedison nella persona dell'avvocato Ciaccia, lo cito sì. perché voi riprendete in qualche modo dei contatti appunto tale che lei ricorda che proprio nel 1993 per i più diversi titoli venite a parlare anche della vicenda della defiscalizzazione, l'ha riferito poco fa. Quindi c'è stato più di un incontro che lei ha avuto con Gardini. Certamente numerosissimi. Prima dell'affidamento totale delle sorti del gruppo di Montedison a Mediobanca. Certamente sì. Ci siamo visti la sera del 3 giugno 1993, la sera prima della firma a Mediobanca da parte degli altri componenti della famiglia fino alle 3 di mattina. Ecco, tanto per dirle. Le dico anche in relazione a questo incontro voglio chiedere qualche cosa che riguarda Cusani. E le voglio chiedere se proprio, e siamo nel fine maggio, giugno 1993, se Cusani fece a lei e al resto della famiglia Ferruzzi, diede a lei o al resto della famiglia Ferruzzi una strana indicazione, e cioè su una disponibilità di Gardini a far qualcosa. Lei si ricorda? A fare che cosa, in che senso? A fare qualche cosa per o con la famiglia Ferruzzi diversa e distinta da quella che era il tentativo di trovare una sistemazione generale della società. All'epoca si stava parlando, ed io stavo parlando e negoziando con il dottor Gardini il rientro del dottor Gardini all'interno del gruppo, riscontrate tutta una serie di situazioni che non si erano dimostrate come lui ci aveva rappresentato nella divisione del 1991. È stato un censimento duro, ma parecchie erano le situazioni che non quadravano, e quindi col dottor Gardini abbiamo parlato a lungo di questo e si era dimostrato, ovviamente era il suo interesse e si è visto bene che lo sarebbe stato, collaborare in questo senso. Il dottor Cusani, che fu attivato
in questo senso, che si adoperò, fu attivato nel senso che si adoperò anche per, come definirlo, per migliorare il dialogo fra il dottor Gardini e il sottoscritto, ci disse ad un certo momento che il dottor Gardini sarebbe stato disposto a acquistare tutta una serie di attività personali in capo ai fratelli Ferruzzi, e questo per dare un suo contributo alla ricapitalizzazione della Serafino Ferruzzi. Ricordo che in quel periodo la famiglia aveva deciso, e l'aveva anche pubblicamente rappresentato, la sua intenzione di abbandonare il controllo fin lì posseduto del gruppo Ferruzzi, quindi era... Quindi questo fu una questa è la sua domanda. Sì. Questa fu una comunicazione che Cusani diede a voi, anche perché nel frattempo teneva un po', faceva la spola tra voi, lei, Gardini, eccetera. Non solo Cusani, perché era affiancato anche da collaboratori del nostro gruppo. Per esempio ricordo che in questo lavoro di collegamento, a volte anche, a tratti anche febbrile, il dottor Cusani fu aiutato dal dottor Colombo, che all'epoca era il direttore generale della Montedino. Quindi il dottor Cusani... Ma il dottor Cusani questa richiesta, lo può ben confermare, lo fece non solo al sottoscritto, ma a tutti i membri della famiglia, che furono in quell'occasione convocati. Vittorio Giovanni Ricci, Arturo Ferruzzi e mia moglie, che casualmente passava. Quindi lei ha sentito questa indicazione di Cusani come un'indicazione anche di disponibilità di Gardini di intervenire finanziariamente, nel senso che lei ha appena dichiarato, quello di Avvocato Spazzali, certamente sì, ed era anche logico. Io non sapevo cosa c'era nell'altra faccia della luna, ma il dottor Gardini lo sapeva bene. Quindi mi sembrava e mi sembra tuttora che le vicende del gruppo Ferruzzi fossero molto collegate al dottor Gardini, anche se il dottor Gardini era stato liquidato. Scusi, anche qui per chiarezza, acquistare qualche cosa vuol dire avere la disponibilità di denaro, perché sennò non si acquista niente. Cioè le è sembrato, attraverso questa indicazione che Cusani dava, che Gardini era in grado di acquistare qualcosa, cioè che aveva la disponibilità finanziaria? Avvocato, le rispondo semplicemente e bovinamente. Il dottor Gardini è stato liquidato con 700 miliardi. Quindi credo che il dottor Gardini fosse assolutamente come manager e come, dico il dottor Gardini impropriamente, la quota della moglie è stata liquidata e alla quota della moglie si è aggiunta anche la liquidazione dell'uomo manager, quindi era assolutamente nelle sue disponibilità poter fare questo ed altro. Voi avete detto Cusani, sì va bene, allora se le cose vanno così vedi di discutere con Gardini delle modalità di cessione. Fu dato, come ovvio, fu dato il più ampio mandato al dottor Cusani a realizzare quanto il dottor Cusani aveva dichiarato a quell'epoca. 93. Dunque lei dice che di questo episodio, di questa vicenda... Credo quasi un eufemismo, ma fu fatto un elenco anche delle cose che potevano essere cedute volentieri al dottor Gardini. Sì. Non erano tantissime, ma c'erano tra l'altro anche delle questioni che vedevano la doppia proprietà della famiglia Gardini e della famiglia Ferruzzi. Quindi... Sì. E quindi lei dice che però di tutta questa vicenda, di questa disponibilità anche particolare di Gardini, indipendentemente dal suo rientro all'interno del gruppo e di una situazione sociale diversamente, di una soluzione diversa della situazione sociale di Montedison, lei dice anche Colombo era informato, il dottor Colombo. Il dottor Cusani fu accompagnato più volte dal dottor Colombo negli uffici di Montedison. E quindi si incontrò anche alla presenza di Gardini, Colombo, Cusani assieme. Gli attori, se non ricordo male, dell'epoca sono stati il dottor Gardini, certamente per questa vicenda era troppo delicata per delegarla ad altri. Credo che a tratti, credo anche questo non c'entra, si è fatto a tratti aiutare dal dottor Michetti e da parte nostra io avevo incaricato il dottor Cusani e il dottor Colombo. Tant'è che il dottor Colombo andò anche da Berlini a questo proposito. Mi pare che l'abbia detto, forse non se lo ricordo. Bene, su questo punto qua vedremo poi come il processo si evolve, ma le faccio un'ultimissima domanda, di quelle fatali, come si suol dire. Non ho capito. Una domanda fatale. Una domanda fatale. Lei ha raccontato il problema della defiscalizzazione, ormai 2 volte l'ha raccontato e precisato anche adesso, e ha
precisato che la contribuzione, seppur con sua sorpresa, riguardava certamente partiti di maggioranza ma anche di opposizione. Lei conosce bene naturalmente il dottor Cragnotti. Lei conosce bene il dottor Cragnotti. E le risulta che intorno alla risoluzione di questi problemi connessi con la defiscalizzazione, mentre il dottor Gardini prendeva contatti, per questo o per altre ragioni adesso non importa, con esponenti del Partito Comunista, il dottor Cragnotti ne prendeva con un altro partito di opposizione. Dovevo ancora nascere io, avvocato, all'epoca. Quindi lei non lo sa questo? Non ero nato. Lei dice, ecco, questa è una questione da chiedere forse al dottor Cragnotti, in questo senso lei dice? Ritengo che all'epoca Cragnotti invece fosse nato. Perché le opposizioni erano comunque di due nature nel Parlamento, oltre che la maggioranza. Non ho capito. Le opposizioni erano di due nature in Parlamento. Se bisognava tenere le opposizioni sotto controllo, bisognava avere uno sguardo lungo. Ecco, comunque ad ogni modo di questo con Gardini lei non ha più parlato. Con Gardini l'ultima volta che ci siamo visti è stato nel luglio, pochi giorni prima vabbè, del precipitare di tutto. Ecco sì, è rimasta in sospeso una questione. Lei dice che quando si è incontrato con Berlini, presente Cusani, quella volta in cui Berlini, insomma, preoccupato dalle vicende giudiziarie in corso, si è aperto un poco di più con voi, lei dice che Berlini ricordò di due erogazioni nel tempo, una intorno al 1987 e una intorno al 1989, che Cusani chiese dei dettagli e in particolare per le erogazioni del 1989 Cusani, lei ha appena finito di dire, non gli sembrava che gli tornassero i conti se no, ma non tornano neanche a me, ecco. Neanche col buon perché senso. a noi risulta questo, insomma, che effettivamente Berlini dice di aver corrisposto una certa quantità di denaro in più tranche, alcune che finiscono entro l'ottobre del 1989 e altre che poi vanno avanti nel 1990. Io questo l'ho già dichiarato, avvocato Spazzali, il dottor Di Pietro lo sa bene, in epoche non sospette. Ho sempre detto che le erogazioni del 1990 non potevano essere per la defiscalizzazione, quelle che Berlini cita nel 1990, per un semplice motivo, perché il dottor Gardini, ho sempre detto che era un uomo intelligente, era un uomo svelto, certamente non avrebbe pagato nel 1990 contro una defiscalizzazione che non era avvenuta e che era costata alla Montedison plusvalenze per 600 e rotti miliardi. Quindi avranno avuto una destinazione di natura diversa, che lei non conosce. Certamente tutte le destinazioni tranne quelle della defiscalizzazione. E noi siamo d'accordo con lei. Le tranche della defiscalizzazione a buon senso sono quelle fino al 1989. Sì, 1990 non è assolutamente l'ultima possibile. segnalata da non Berlini solo, sia ottobre del 1990. ma non è possibile per un altro momento, che il dottor Gardini, quando fu il momento di subire giocoforza il fermo provvisorio, si guardò bene dal dire paghiamo, adesso un momento, vediamo se ci fanno gestire la chimica o se ci creano o se ci danno una resa onorevole, ma di fatto non si scuce una lira, quindi assolutamente, guardi. Ecco, prima che fosse meglio anche chiedere questo a lei, vediamo se riusciamo a uscire fuori. Abbiamo sentito poco fa l'ingegner Garofano intorno alla vicenda delle campagne elettorali del 1992 e alla vicenda delle fatture Simden. Egli ha ripetuto la sua versione, e cioè che in definitiva sapeva della necessità di una somma complessiva di denaro intorno ai 10 miliardi, che vabbè, il risultato economico una volta trovato questo denaro avrebbe dovuto andare a Cusani, perché per conto del gruppo Cusani poi lo avrebbe, d'accordo con voi, collocato a chi di dovere. Salvo le collocazioni individuali che ciascuno di voi poteva fare.
di non escludere, anzi di dover ammettere, se ho capito bene, che gli ha dato un'indicazione, seppure generica, per essere espresso così, a chi poi materialmente ha creato la provvista, cioè Venturi. Però ha aggiunto di non essersi mai occupato analiticamente della lasciamo, questione. invece di dire quello che ha detto Garofano, sentiamo cosa sa lui e poi se c'è un contrasto con Garofano glielo facciamo presente. Cosa ne sa lei sull'ordine dato a Venturi o ad altri circa la formazione di queste fatture SINDEN? Come ho dichiarato, nulla o ben poco sulla Costituzione e sull'eventuale ordine. Ricordo che non mi sono mai occupato, credo che sia emerso anche abbastanza chiaramente nella deposizione di tutti coloro che mi hanno preceduto, in questo caso molto probabilmente tranne Garofano, che non ho mai dato un solo ordine alla struttura, diciamo, per organizzare fatture o compagniavelle. Quindi, allora le pongo la domanda in un'altra maniera. Questo fatto è ridicolo perché, lo spiego subito, le persone che possono autorizzare ad una simile operazione sono l'ingegnere Garofano e di sottoscritto. Non c'è bisogno di andarne a cercare da nessun'altra parte, o lui o io. Scusi, gli faccio la domanda in questo senso perché sia l'uno che l'altro mi pare su questo piano poteva in quella circostanza, magari in quell'unica circostanza, se serve, aspetti, faccia fare. In quella circostanza, magari, ripeto, soltanto in quella circostanza, si arbitrato Cusani di dare ordini a Venturi, a Binda, a non so chi, perché si formassero false fatture per l'importo poi noto, le dico subito, sono di $12 milioni. Categoricamente no. E quindi, o lei o Garofano? O io o Garofano. C'erano forse altri soggetti che avevano responsabilità istituzionali all'interno della Montedison che sapessero di questa necessità? Nessuno. Va bene, non ho altre domande. In relazione a quest'ultima domanda, lei era perfettamente d'accordo con Garofano di trovare questa provvista. Allora la sua attività si è fermata a questo, cioè ha detto abbiamo bisogno tot miliardi e... Questo non l'ho neanche detto, signor Presidente, sì. Perché tanto era stato delegato in una riunione alla quale, le ho spiegato l'altra volta, non ho partecipato, sì, ma è come se avessi partecipato, sì, la somma era quella lì, quindi si doveva trovare il modo per organizzare... E quindi lei a questo punto cosa ha delegato Garofano a tutte le operazioni necessarie? Perché Garofano, appunto, quello che stava dicendo prima l'avvocato Spazzali, ha detto che in realtà lui ha avallato questa operazione, però sulle modalità specifiche lui non ha saputo indicare un suo intervento diretto. Signor Presidente, lei può ben immaginare che la Montedison è un po' di più di una falegnameria, nel senso che si susseguono 1000 avvenimenti. Questo certamente era un avvenimento importante e sono assolutamente convinto che andare a ricostruire Expo sia abbastanza difficile. Però io faccio una sola considerazione. Esiste un amministratore delegato della Montedison International che risponde al nome Binda, che è quello che certamente ha partecipato, ha operato. Esiste un direttore finanziario che si chiama Venturi, che ovviamente non poteva non essere fatto, tant'è che lo dichiara che lo ha fatto. Sì, ma direttamente questi due personaggi non avrebbero fatto nulla, no? non lo potevano fare, o se lo potevano fare, sì, l'avrebbero anche potuto fare in un certo senso, ma non in questo caso. In questo caso io escludo che lo potessero aver fatto da soli per loro fantasia, quindi l'ha fatto o l'ingegnere Garofano o il sottoscritto. Se lei però va a analizzare gli ordini che sono stati dati alla struttura, perché sul fatto che io ne fossi a conoscenza che doveva essersi creata, io l'ho già detto, quindi... Cioè, se lei aveva potere di ordinare o di disporre qualcosa sul... Non ci sono dubbi che avessi il potere, ma non l'ho mai fatto. Per rispetto di colui che aveva operato fino in quel momento, che continuava a operare e al quale aveva risposto la struttura. Se poi lei va a vedere, erano tutti gli uomini che a Garofano rispondevano, fatta eccezione per Venturi, dall'iniziativa Meta. Io all'iniziativa Meta non c'ero. Senta, sul closing invece, sulla questa tangente che si sarebbe creata al momento della chiusura del
Enimont. Lei ha avuto qualche, oltre ad aver saputo, è anche intervenuto in un modo particolare oppure niente? È sempre rimasto estraneo? Non ho saputo, non sono intervenuto, sono sempre rimasto estraneo. Ho conosciuto il signor Ferranti nel corridoio della Montedison, come ho dichiarato fin dal primo momento, che usciva dall'ufficio dell'ingegner Garofalo. Lei sa però anche perché all'epoca, sì, mi perdoni, io certamente non potevo essere informato. Perché aveva altra carica. Lei però quando ha saputo che è stato raggiunto un accordo per... Dopo. Dopo quando? Dopo, quando l'indagine è stata avviata, un bel giorno, quando il dottor Di Pietro mi ha contestato tutta una serie di risultanze alle sue indagini, ai suoi interrogatori. Quindi questa creazione di provvista tramite la fattura Allied, lei è venuto a sapere nel corso del processo, in sostanza? Assolutamente sì, poco prima, per la verità. Poco prima. Lei ha saputo, e quando, che sempre in relazione a questa chiusura, sembra, è stata fatta anche un'altra operazione, addirittura sembra circa un anno dopo, con un'altra fattura di $1.900.000? Nulla, non so nulla. Finora non ha mai saputo niente, no. Perché appunto questa mattina Garofano ha precisato queste sue conoscenze dicendo che Ferranti in epoca successiva, appunto nel dicembre del 91, avrebbe richiesto un'ulteriore revisione di questo assolutamente prezzo. Nulla, erano argomenti che erano delegati all'ingegner Garofano, finanza e amministrazione, anche perché provenienti dalla precedente gestione. Senta, ma Locatelli che attività ha svolto dopo la chiusura dell'Enimont? Il dottor Locatelli fu avvicinato dal sottoscritto in occasione della divisione, con il dottor Gardini, perché avevo notato un singolare atteggiamento del dottor Gardini, che era andato a selezionare tutti gli avvocati che erano stati ostili o i professionisti che erano stati ostili al gruppo Ferruzzi o Montedison o alla famiglia Ferruzzi, per distinguere le tre entità. Ero molto preoccupato di Locatelli, le confesso. Selezionare in che senso? Prego? Era andato a selezionare? A selezionare perché ovviamente era in corso una divergenza abbastanza forte fra gli azionisti, fra gli azionisti Ferruzzi e il dottor Gardini. Quindi si era circondato di professionisti che ovviamente difendevano le posizioni dello stesso. Quindi aveva scelto Gardini. Tra questi Locatelli? No, allora preoccupato del fatto che Locatelli potesse... Gliel'ha portato via. Esatto, e gli ho dato un incarico. Ho dato un incarico professionale al dottor Locatelli, che doveva vedere se negli atti che il collegio di difesa della famiglia Ferruzzi aveva organizzato poteva dare il suo contributo a difesa ovviamente degli interessi della famiglia. Non so se è stato chiaro. Sì, quindi praticamente tutti quegli incontri che lei ha avuto con Locatelli, sono veramente numerosi in questo periodo qui, sono finalizzati a questo? Sì, ma sono numerosi successivamente alla vicenda Enimont, sì, anche perché il dottor Locatelli ha avuto altri incarichi oltre a questo. Per esempio si è occupato di vado a memoria, si è occupato di una vicenda che ci vedeva antagonisti al dottor Gardini circa l'aeroporto, l'acquisizione di un pacchetto importante nell'aeroporto di Forlì. Poi si è occupato di un credito che la Montedison ha nei confronti di Gardini, nel senso che nel momento della divisione al dottor Gardini la Montedison ha concesso il diritto di voto di un pacchetto di azioni SCI che dava al dottor Gardini il controllo. Dal momento che il dottor Gardini questo credito, su questo pacchetto aveva un call, quindi un diritto di chiamata entro, non mi ricordo quale anno, ma se non ricordo male il 1994 prorogabile al 97, io ero desideroso di attualizzare questo, di anticipare questo pagamento, quindi avevo dato a lui l'incarico di chiedere questo. Perché poi anche tutte quante queste che possono sembrare, non dico dispetti, ma contrapposizioni, erano conseguenza del fatto che il dottor Gardini, che aveva dichiarato di abbandonare la Repubblica Italiana, aveva deciso in quel periodo di rientrare in Italia, stava facendo
un famoso takeover sulla SME, i giornali ne hanno ampiamente riportato informazioni eccetera. Ero molto preoccupato che il dottor Gardini realizzasse questo suo progetto per il semplice motivo che sarebbe stato estremamente dannoso al nostro gruppo agroindustriale Ridania Benghissè, che era interessato a parecchie filiere del settore SME. Ecco, quindi il dottor Locatelli è entrato, nella vicenda Ferruzzi su mia chiamata in questa vicenda e si è occupato di questo. Ed è stato sempre liquidato per le sue prestazioni in maniera regolare? Oppure? Mi risulta che sia stato liquidato certamente per una parte dei suoi servizi. Non so se... perché pare che lui amasse avere anche dei pagamenti in nero. Da noi? Sì, no. Da voi niente? Escludo nel modo più assoluto che il dottor Locatelli sia stato pagato dal sottoscritto per queste cose in nero. C'è una fattura regolare, se l'ha fatta, mi ricordo che mi disse che doveva essere giustamente pagato come tutti, dissi che era autorizzato a fare la fattura, per la verità non mi ricordo se l'ha consegnata. Mi pare di sì, per la verità. Quei 2 miliardi di Montedison? No, guardi, 2 miliardi assolutamente, cioè, credo poche somme di denaro. Ma perché Locatelli a un certo punto parla di una disponibilità di Montedison per, a me sembra ricordare, 2 miliardi in suo favore, che lui poi ha girato tramite altri canali Cagliari. Adesso intanto che vediamo questo... Questione closing. Sì, adesso vediamo di specificare questo. Però volevo chiedere, ma Locatelli si è anche interessato di qualche coda relativa allo scioglimento dell'Enimont, cioè questioni controverse che sono sorte per divisioni o altro? Guardi, non si è assolutamente interessato a nient'altro, se non a quello che le ho detto. Le confesso che, avendo in corso la Montedison con l'ENI un contenzioso un arbitrato di una certa rilevanza, qualche volta ho fatto qualche domanda al dottor Locatelli, così informalmente, ma devo dire che non mi ha dato molta soddisfazione. Lui era una pedina abbastanza importante, perché siccome era consulente ENI a un certo punto lo trae nella sua area, quindi poteva servirgli in questo. Ma è stato nella fase di uscita dalla vicenda Enimont, perché la vicenda Enimont si è conclusa nel dicembre del 1990, stiamo parlando di fatti che riguardano il 91 e soprattutto non erano incompatibili. Sì, ma il contenzioso Enimont è ancora in ballo adesso, mi sembra di capire. Carità. Aprile 91, sono quelli che vanno nel conto Rita. Sì, poi lui l'ha fatto andare. Comunque lei dice che appunto di un pagamento in nero di prestazioni di Locatelli nulla so. La Montedison non le risulta da me. Per me c'era... Scusi, no, mi perdoni, adesso non vorrei, io ho legato le due vicende. Ho dichiarato in epoca non sospetta al dottor Di Pietro, nella ricostruzione della famosa vicenda Enimont, conclusione Enimont, che il dottor Locatelli aveva ricevuto, secondo me era fra